buongiorno, la posta di Mirella ci mancherebbe per rispetto di queste persone che scrivono, ne ho tantissime, porto un po' alla volta, se no mi cadono tutte, poi è una tragedia anche per la regia. Allora, Natale 2025, no, qua ho gli ospiti che poi vi presenterò. Grazie Mirella e ai volontari per tutto il lavoro che fate per noi. Buone feste e si firmano. Beh, abbiamo un'altra. Cara, aspetta che bisogna fare, dura qua. Allora, buongiorno signora Mirella, chissà perché ringrazio sempre Mirella. Come va? Grazie tanto per il cibo e per quello che ci hai dato. Anche i miei figli ti ringraziano tanto. Dio ti benedica e tanti auguri. Facciamo un altro, dai. Ti ringrazio anche quest'anno dell'aiuto che ci hai dato. Non basta un grazie mille. Grazie, buon Natale. Ecco, per far capire... Anche ieri il Banco Solidale era aperto e parlavo con i miei graditissimi ospiti che adesso presento della tristezza che veramente abbraccia i volontari, proprio li abbraccia la tristezza, vedere queste povere donne, perché quasi sempre sono loro, abbiamo anche tanti papà, ma soprattutto le donne, quando arrivano, la prima cosa che fanno, cercano di sorridere. Cioè arrivano serie, quando varcano la porta, la prima cosa cercano di dirti un ciao, un buongiorno con un sorriso. Ne parleremo questa mattina con Francesca Sandre, Presidente Associazione Accogliere. Mirella ha detto che bella sta parola, ma che bella sta parola Accogliere, assieme a Rosa Diotto, Vicepresidente Associazione Accogliere. Allora, grazie intanto di essere qui. Allora, Presidente, come commenta le parole di Mirella, voi che toccate con mano la realtà che tanti di noi vivono, quante associazioni abbiamo, quanti banchi solidali abbiamo, quanti aiuti abbiamo dai volontari, non dai volontari, sì. Perché bisogna specificarlo chi aiuta. Ecco, la povera gente, i volontari, poi i grandi aiutano ma scaricano perché hanno anche questa possibilità, perciò penso che sia quasi un dovere loro di fare questo. Prego, Presidente. Allora, perché Accogliere quando è nata questa associazione? Sì, allora innanzitutto volevo dire che se non ci fossero i volontari bisognerebbe inventarli, perché io vedo anche nella nostra realtà del San Donatese, sono moltissime le associazioni, moltissime le persone e parlava di sorriso. Io dico che il sorriso è anche quello che si scatena quando noi volontari ci incontriamo, qualsiasi sia il target a cui ci rivolgiamo per dare un aiuto, perché ci riconosciamo come persone che comunque stanno facendo effettivamente qualcosa... Tra colleghi. Esatto, un po' come tra colleghi. Bene, noi Accogliere è un'associazione che lavora dal 2019 a San Donà di Piave, è nata un po' sulle ceneri dell'associazione che è una Veneto Orientale per l'Immigrazione, che era un tutt'uno con Portogruaro, nata alla metà degli anni 90, quando arrivavano i primi segnali. Anche barconi, per esempio dall'Albania, con gli stranieri che all'inizio appunto erano soprattutto albanesi. Nel 2019 si è costituita come APS, Accogliere, abbiamo cominciato la nostra attività. Io in particolare venivo dall'insegnamento, quindi sono entrata nell'associazione per occuparmi in particolare di corsi di italiano. Quindi abbiamo avviato dei corsi di italiano con volontari che venivano quasi tutte dal mondo dell'insegnamento, magari pensionate. All'inizio lavoravamo con 30-40 persone che hanno cominciato ad affluire, diciamo, a dove abbiamo la sede, che è a San Donà, presso la Casa delle Associazioni, che è la Casa delle Associazioni è del Comune di San Donà e la dà con un bando alle varie associazioni che ne usufruiscono, e abbiamo cominciato pian pianino questa attività. Per non disperdere in mille discorsi che ci sarebbero da fare su questa cosa, al momento attuale l'associazione ha corsi per circa 200 persone. E attenzione, ascoltate quello che dice la Presidente. 200 persone che vogliono integrarsi, o sbaglio? 200 persone che, dicevamo proprio prima parlando con la mia collega Rosa, che è la vicepresidente, moltissimi lavorano. La stragrande maggioranza delle persone che arrivano da noi vengono nei corsi serali, quindi dopo le 6 di sera. Tutte le sere noi offriamo corsi di aggiornamento a queste persone e sono frequentate da persone appunto che sono occupate e quindi diciamo sono anche abbastanza ben integrate nel territorio.
Allora, saluto anche l'avvocato Paola Canziani, presidente gruppo italiano lotta sclerodermia. Grazie anche a lei Presidente di essere qui, veramente mi fa molto piacere avere anche lei ospite, parlare anche di questa patologia, di queste malattie, quante cose non conosciamo Presidente, e grazie veramente a voi di essere qui, di spiegare, perché io penso che la trasparenza specialmente nelle patologie, nelle malattie sia fondamentale. Io so che c'è qualcuno che può aiutarmi, io so che qualcuno ha un numero di telefono, una mail dove posso chiamare, però c'è poco, si fa poco, ecco la comunicazione, quello a mio avviso che manca. Io ho tantissime associazioni, lo dico sia ad Alberta Rastelli che a Francesca Sander, ma lo dico anche a lei che è anche avvocato, ecco si fa fatica a unire, manca sempre un anello della catena che è quello della comunicazione, per conoscere, per far capire alle persone che c'è qualcuno che ha creato un qualcosa che può essere utile. Avvocato, cosa mi dice? Poi andiamo anche dalla vicepresidente, prego. Penso che sia una cosa molto importante comunicare, informare e comunicare. È un'attività che noi cerchiamo di svolgere in modo quasi quotidiano e capillare, proprio perché, come giustamente diceva lei, è una patologia rara e non è conosciuta. E proprio per questo le persone magari che hanno questa malattia non lo sanno, i medici magari fanno fatica a diagnosticarla proprio perché è difficoltosa, proprio perché è rara, proprio perché i sintomi possono essere sovrapposti con quelli di altre malattie dell'ambito immunoreumatologico. Per noi l'informazione, e soprattutto un'informazione corretta, in modo che le persone non cerchino su internet ma abbiano delle notizie che provengono da specialisti qualificati che conoscono molto bene la malattia, secondo me e secondo noi è fondamentale. Proprio per questo cerchiamo di fare convegni, anche piccoli incontri con sia i malati che anche con i caregiver. Tra l'altro è molto importante il decreto legislativo che è appena uscito che tutela anche la figura del caregiver. E poi è importante anche per quello che dicevate voi prima, perché l'incontro è fondamentale. L'incontro vuol dire anche un sorriso, un abbraccio, un saluto, scambiarsi delle idee, delle opinioni, dei sentimenti, e credo che questo sia proprio il lavoro dei volontari, un lavoro che certamente è faticoso, non sempre restituisce tutto quello che si dà, però il dare non implica sempre una restituzione, uno lo fa per il piacere e soprattutto per aiutare le altre persone che sono in un momento di difficoltà. Molto chiaro, avvocato, vado avanti, poi ritorneremo naturalmente perché ho una telefonata, è Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao, tutto bene Rinaldo? Insomma, bene, andiamo avanti. Voglio dirti Mirella che con tutta la cattiveria che c'è in giro, una trasmissione come deve essere queste persone che fa del bene, chiama gente che ha problemi, vedendo queste qua si sente rassicurare, perché c'è tante, c'è una cattiveria in tutto il mondo, però sono convinto, se raduniamo tutte queste persone buone, e siete più. Non è visibili, però è da andare in letto a dormire senza sonnifero qua, da tanto del bene che fa, perché a testa gombra, si ha problemi per gli altri. E dopo voglio salutare e a mamma di Mattia, va bene, di Mattia Cecchettin, che adesso era il processo. Battistini, Mattia Battistini, non Cecchettin. Tutta Rete Veneta che si vicino, sarebbe ora che questo problema si serasse. Una mamma che ha avuto il figlio il primo giorno di lavoro, che si è morta, c'è una vergogna, chi va avanti così tanto. Questi sono i problemi che ha bisogno il popolo, non del Cortina, del Ponte di Messina, che roba ha. Che aveva altri problemi a povera gente. Invece andare in ferie, a me fa cari politici, a me fanno un giro per gli ospedali. Siete voglia di vederli. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie caro Rinaldo anche per le parole, ma lui è sempre così, lui è molto vicino
a Sveglia Veneti, anche lui ha dei problemini, si sta curando adesso un po' alla volta, ma è un guerriero, perciò io sono felice. Allora sentiamo anche cosa dice la vicepresidente Rosa Diotto, ecco, di questo accogliere, ecco, queste persone che arrivano e devono correre, devono fare in fretta e imparare, loro non possono aspettare, sono molto veloci, e io vedo che apprendono anche molto facilmente, non so se sbaglio, e soprattutto quello che vedo è la voglia di imparare, perché sanno che se imparano vivono meglio tutti, vive meglio la famiglia, vivono meglio loro, riescono a comunicare. Prego. Sì. Sicuramente uno stimolo, per esempio ci sono stimoli diversi, perché per le madri lo stimolo è quello di riuscire a parlare con le insegnanti e quindi di accompagnare nel processo di educazione i propri figli, e tendenzialmente queste frequentano di mattina, e per invece gli adulti, che poi sono giovanissimi, perché noi l'età media è 34 anni, è 30 anni per i maschi e un po' più alta per le femmine, e lo stimolo è quello di essere dei cittadini consapevoli anche durante il lavoro, tant'è che in parallelo ai nostri corsi noi abbiamo tutta una serie di attività e di collaborazione con gli enti di formazione, le agenzie interinali e anche le scuole, perché abbiamo un piccolo gruppo anche in obbligo formativo, e quindi supportiamo questi bambini che entrano ovviamente senza sapere la lingua, perché arrivano a 15 anni, 16 anni in Italia da paesi stranieri, e quindi devono essere per forza inseriti nelle scuole, però le scuole stesse non sono in grado di dare tutto quello che l'alunno necessita in quel momento, per cui tutto il supporto che noi diamo è di aiuto. E quindi ci sono tutte queste attività collaterali che impegnano altrettanto, diciamo fanno il 50% di quello che facciamo, e come per esempio le certificazioni linguistiche, perché sappiamo che i lavoratori, per avere il permesso di soggiorno di lunga durata, devono avere una 2 integrazione, e per avere la cittadinanza devono avere un B1 cittadinanza, o per essere inseriti nel mondo del lavoro devono avere un B1 standard. Tutte queste certificazioni noi le prepariamo, perché le rilasciano le università degli stranieri, quindi questa è un'altra delle attività importanti. Che a casa non sapevano. Avete capito cosa ci sono? Come vedete voi, Presidente, questi ragazzi che arrivano? Perché quello che mi ha colpito, guardavo anche stamattina la rassegna stampa prima di venire al lavoro, che hanno arrestato questi delinquenti, nel vero senso della parola, che fanno queste cose, furti specialmente, ma fanno poi dei disastri enormi, e guarda te che sono italiani, italianissimi, anche di una certa età, conosciutissimi alle forze dell'ordine, perché il messaggio che sta passando, e io vi invito anche per questo, è quello che chi delinque è sporco, nero e brutto. Allora io vorrei che qualcuno si rendesse conto, sarà perché ho il banco solidale, poi ve lo faccio vedere, io non ho nessun problema di dire chi aiuto e cosa faccio, che non è così. Lei prima parlava dell'Albania. Io mi ricordo i barconi che arrivavano dall'Albania strapieni, ma strapieni di persone. Però tutti quanti li guardavamo, come dice Papa Francesco che scriveva, mercy, misericordia, pietà, accoglienza. Il colore nero fa paura. Il colore nero, noi siamo qui al nord, io dico sempre che c'è anche il profondo nord, una parte siamo anche razzisti, me lo dicono i ragazzi che vengono qua, è inutile che a casa dicono ma non è mica vero, i politici dicono ma cosa dici Mirella? No, cari politici, alcuni politici, siamo razzisti, perché io fuori dal banco solidale sento quello che dicono queste persone che passano, non tutte per carità, ma ne basta uno per rovinare la giornata, non è che ne devo sentire 100. Ma dai da mangiare i sacchi a perdere? E sono queste persone che sono in fila per entrare, che sono di colore nero, scuro,
E questo io rifletto e guardo questa persona che passa, cerco anche di fermarla a volte, ma scappa, là ti voglio, no, vieni qua che ci confrontiamo, perché hai detto quella frase? Perché ti sei permesso di dire quella frase? Oltre a scappare, hanno sempre gli occhi bassi, guardano per terra. Allora capite che voi dovete saperle queste cose. È inutile che continuiamo a dire che non è vero, che non siamo... Non tutti, sì, abbiamo il più alto numero di associazioni di volontariato, ci mancherebbe. Però basta poco, basta questa persona che ascolti una frase per avere giornate rovinate. Infatti poi mi guardano e dicono: perché? Perché, Presidente, secondo lei c'è... E quello che lo vedo, non lo vedo nei giovani, qua ti voglio, lo vedo nei diversamente giovani, come li chiamo io, che hanno passato la guerra, che hanno vinto e vissuto la miseria, non la fame, la miseria, la povertà è un'altra cosa, la miseria è un'altra. Questa rabbia che hanno, come io dico sempre, ma hai mangiato di meno, non so quanti ne hai a casa che sei così arrabbiato con queste persone. Perché il messaggio che ha fatto passare alcuna politica, e qua è inutile che me la raccontino, è che quello che delinque, quello che stupra, quello che fa di tutto, è quello di colore. È la persona che arriva con il barcone, che arriva chissà da dove. Io non dico che non ci sia, non ci mancherebbe, però cominciamo anche noi a ragionare come ragionavamo una volta. Una volta si accoglieva, io mi ricordo da piccola quando andavi nei bar che c'erano questi signori che vendevano tutte queste cose, quasi sempre erano tunisini o del Marocco, ma erano integrati, cioè si accoglievano, non si guardava come un sacco a perdere. O sbaglio, Presidente? Perché bisogna iniziare anche a parlare di questo, se no non facciamo mica passi avanti. Prego. Allora, io razzista lo sono un po' anch'io. Purtroppo è qualcosa che è dentro di noi e si fa molta fatica a togliere. È inutile dirci o passare per buonisti e dire no, non è così, siamo tutti uguali, eccetera. È un percorso che si deve fare, quello per arrivare a conoscere queste persone. Appunto a conoscere è fondamentale. Cioè noi che siamo entrati, siamo una quarantina di volontari che stanno lavorando, noi che entriamo in contatto con queste persone giornalmente, vediamo che stiamo superando veramente tutte queste barriere, però non succede dall'oggi al domani, dipende dalla conoscenza. E poi volevo anche dire che le leggi sono importanti, cioè come un paese accoglie, tra virgolette, queste persone che arrivano con i mezzi che voi non potete neanche immaginare, perché bisognerebbe veramente entrare in contatto e capire il percorso che hanno dovuto fare per venire qua. Cos'è che spinge una persona a lasciare tutto per arrivare qua? Deve essere veramente una spinta fortissima, perché se voi steste ad ascoltare i racconti dei viaggi, veramente viene la pelle d'oca, perché noi non saremo in grado di superarlo, neanche di arrivare qua, perché ci fermeremo per strada. Ma poi le leggi sono molto importanti. Io vi dico solo che noi abbiamo accompagnato persone che sono arrivate da noi dall'Africa, quindi dalla Nigeria, dal Camerun, eccetera, e quando sono arrivati qua erano completamente spaesati, soli, senza dimora, non sapevano cosa stare. Qualcuno di loro si è fatto veramente aiutare e abbiamo fatto con loro tutto il percorso che serve per arrivare a regolarizzarsi. Se tu non incontri sulla tua strada persone che ti aiutino a fare questo percorso, che è fondamentale, cioè il percorso di sistemarti e fare in modo che tutto si regolarizzi e che tu non diventi un clandestino, che quindi dopo sei preda delle bande e quindi delinqui perché non hai altra forma per stare qua. Io dico il 98% delle persone che vengono da noi sono a posto, regolarizzate, eccetera, e capiscono che è importante, però è qualcosa che si acquisisce anche con molta fatica. Avete sentito? Devo dire la verità. Avete sentito le parole? Avvocato, come commenta le parole di questa Presidente che ha il coraggio di dire sì Mirella, è proprio così, perché me lo hanno detto i ragazzi, gli studenti. Tra di loro c'era una ragazza con la pelle nera che io ho intervistato, loro erano seduti là, altri erano seduti qua, e ha detto Mirella, la vivo sulla mia pelle questa cosa. E i ragazzi, i suoi compagni hanno detto è vero, è così, vediamo anche noi che è così.
perché ci si vuole nascondere? Avvocato, lei è anche avvocato, questo nascondere dietro un qualcosa che non esiste, che è il diverso. Cos'è il diverso? Ecco, forse qualcuno non l'ha spiegato, forse è quel servizio sociale che funziona così male in certi posti, non dappertutto, ci mancherebbe altro, ma in certi casi che io dico che dovrebbe essere aperto 24 ore su 24 come gli ospedali, altro che finire il venerdì e poi ricominciare il lunedì e poi sentire noi facciamo tutto, diamo tutto. Avvocato, cos'è? Ecco, questo diverso per un avvocato, lei sa di cosa parlo? Magari oltre alla malattia sono anche diverso e come faccio allora se non ho punti di riferimento? E magari poi se mi curo bene e sono riconoscente dono anche il sangue, dono anche gli organi magari, ma non si dice perché guai. Sì, io so che il sangue non è di un bianco e posso dire anche no, vorrei proprio vedere però, vorrei proprio vedere se funzionasse proprio così, però è così. Prego, avvocato. Sono molto d'accordo con quello che è stato detto, con quello che ha detto la Presidente dell'associazione, perché in effetti la diversità è un po' tutto. Non è solo il diverso perché ha la pelle di un altro colore o perché viene da un'altra nazione. Spesso sentiamo dalle cronache notizie incredibili, il diverso è anche chi ha una malattia invalidante che non viene accettato in certi luoghi, per esempio. Della diversità abbiamo paura, ma viene fatto di chiedersi anche che cos'è la normalità, quindi normale e poi diverso, bisognerebbe stabilire come sono queste categorie, ma io credo che sia molto ma molto vero, è un percorso di accoglienza, ma vorrei anche dire un discorso che si fa piano piano per mettersi esattamente alla pari, perché sia noi accogliamo sia veniamo accolti. Dovrebbe esserci una reciprocità e ognuno impara dall'altro. Non è così semplice, non è così facile, proprio perché noi accogliamo in casa nostra e ci sentiamo in un certo senso legittimati a dettare le regole, che è giusto, perché per carità, da un punto di vista legislativo, le leggi sono quelle di questo paese e devono essere rispettate. Ma non sto parlando tanto di leggi, sto parlando di rapporti interpersonali. Accolgo però le regole forse le mettiamo insieme, le decidiamo insieme, e non sto dicendo, ripeto, da un punto di vista legislativo, da un punto di vista politico, sto parlando proprio dei rapporti, delle relazioni che si creano tra le persone e tra i gruppi di persone. La vostra associazione certamente insegna l'italiano, imparerà anche altre cose dalle culture degli altri paesi di queste persone. C'è un interscambio, questo interscambio a mio parere fa crescere anche la società, apporta qualche cosa di nuovo, apporta delle idee nuove, e il fatto di mettere insieme esperienze diverse, esperienze che a volte sono davvero dolorosissime. A me è capitato di incontrare delle persone che erano fuggite dall'Iran, che adesso purtroppo è ancora nelle cronache, e hanno fatto dei viaggi incredibili, hanno raccontato quello che succedeva nel loro paese, hanno raccontato anche quello che hanno subito dopo, e in effetti da queste esperienze bisognerebbe trarre più umanità, più disponibilità, più accettazione degli altri e più comprensione, e sono tutti elementi che dovrebbero far lievitare i progetti positivi nella nostra società e non creare invece, come si suol dire, come si è sempre detto, dei muri. Il creare ponti vuole anche dire creare un terreno fertile perché le nuove generazioni non diventino, come qua a Milano sta accadendo con le gang di ragazzini che ti rapinano per strada, ma dovrebbero essere momenti di incontro di persone che si scambiano degli elementi delle proprie culture e delle proprie esperienze, ma è un lavoro grandissimo, importantissimo, fondamentale, che si fa con la scuola, con l'educazione, con creare dei momenti e dei luoghi di incontro, e che purtroppo adesso è tutto così difficile perché siamo tutti isolati, siamo tutti diventati individualisti, e l'idea dell'incontro, proprio dello scambio,
del vedersi, del parlarsi, anche c'è tutta una parte di linguaggio corporeo, per esempio, che magari il collegamento Zoom non consente di identificare, di verificare. Ci sono tante cose che giustamente, come è stato detto, sono un percorso di apprendimento, non sono immediate, non è che si schiaccia l'interruttore e impariamo ad accettare, perché tutti noi siamo diversi, tutti noi abbiamo le nostre esperienze, tutti noi abbiamo i nostri piccoli o grandi pregiudizi. È un lavoro enorme che secondo me va fatto in un tessuto sociale che deve essere indirizzato sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista sì, anche certo dei servizi sociali, o in ogni caso di una disponibilità delle persone di mettersi in discussione, perché quello che spaventa è proprio mettersi in discussione. Le mie certezze possono magari vacillare dall'incontro con l'altro, perché mi dice qualche cosa di nuovo e io non so come reagire. Molto chiara, Avvocato, la ringrazio. Poi le prometto che parleremo anche della malattia, di questa malattia rara, che è importantissimo anche capire e conoscere, però volevo approfondire, perché io ho avuto dei genitori con un bambino, una bambina piccola, mi ricordo purtroppo, quando hanno diagnosticato questa malattia rara. Ecco qua il diverso. In quel momento i dottori hanno allargato le braccia e hanno detto: non sappiamo cosa dirle e non abbiamo neppure un punto di collegamento dove voi potete chiamare. Questi genitori hanno detto: in quel momento noi ci siamo sentiti completamente soli, abbandonati, ci è crollato il mondo addosso. Ecco, non riuscivamo neanche a capire più se eravamo a casa, non eravamo a casa dopo, della solitudine. Ecco, questa, pensate voi, arrivare in un paese sconosciuto, come si parlava prima, senza niente, non hai niente, delle volte anche a piedi nudi perché non hai niente, con persone, non sai la lingua, non sai niente, e ti proiettano, e se riesci ad arrivare, perché molti non sono neppure riusciti ad arrivare, anzi dico alla regia di ricordare quella foto di quel bambino nella spiaggia. Quel bambino, ecco, vorrei capire chi di voi non prenderebbe quel bambino. Eppure la solitudine di queste persone, perché è sempre solitudine. Cioè, bisogna vedere da quale angolazione guardi la solitudine. Ma è una solitudine che ti spezza, ti annienta. E se dietro quella solitudine non arriva qualcuno ad accoglierti, quella solitudine diventa rabbia, disprezzo. E con chi me la prendo? Me la prendo col primo che capita. Io ho incontrato un ragazzo con percorso e mi ha detto: Mirella, avevo fame e non sapevo dove andare. Nessuno mi ha detto che c'erano queste opportunità. E avevo tanta fame e ho rubato. Ho rubato. Era l'unica cosa. E mi hanno preso perché non sono neanche in grado di rubare. Mi hanno preso subito. E adesso mi puniscono, devo fare. Ma intanto ho mangiato, cosa facevo? Allora, capite, quando io sento queste associazioni invece che ci sono, ma che bisogna conoscere, perché bisogna che qualcuno dica che ci sono. Io, se non avevo ieri una persona che mi diceva: io scusi Presidente, ma non sapevo che c'eravate. Certo. È quello. E invece sono collegamenti importanti, sono fondamentali in questo momento. Ecco che anche qua, a mio avviso, i sindaci, perché è il punto di riferimento di queste persone, non è che ce ne siano tantissimi, cioè non è che vai in regione o vai a Roma, vai là, nel comune dove sei, dovrebbero fare più unione, più forza. Cosa c'è nel tuo territorio? Che cos'hai che può aiutare anche? E invece no, guai, perché nel mio me lo tengo io. La visibilità ce la devo avere io, è inutile, sapete che io parlo chiaro, cioè mica problemi io a dire queste cose, perché sono vere. Se invece noi cominciassimo a fare squadra, e l'ho detto anche al Presidente della Regione Stefani, che incontrerò spero, capire chi c'è nel territorio, tu cosa fai? Questo, perfetto, allora tu fai questo. Hai bisogno di qualcosa? Ad esempio i medici di famiglia non hanno l'elenco delle associazioni di volontariato, perciò non sanno a dove indirizzare il paziente che ha bisogno, perché non ce l'hanno. Ma sono io che devo occuparmi di questo. Ma io devo dire ai medici di famiglia: ma come mai? Perché Mirella non abbiamo l'elenco delle associazioni. Perciò quando il paziente viene dimesso dall'ospedale, operato benissimo, tutto, il problema è dopo quando va a casa.
Se non ha nessuno, cosa fa? Capite che il diverso, la parola diverso, bisogna che ognuno di voi a casa la analizzi e capire per lui chi è il diverso, perché puoi diventare anche tu diverso. Non pensare che vada sempre bene nella vita. Presidente. Sì, io volevo a proposito di questo dire che uno dei nostri grandi impegni da quando, soprattutto dopo il Covid, quando abbiamo ripreso l'attività in pieno per arrivare fino ad oggi che è così frequentata, è stato proprio quello di cercare di tessere reti nel territorio e coinvolgere i comuni, le associazioni che si occupano di questo, farne nascere. Per esempio, magari affiancandoli, abbiamo fatto per esempio con Jesolo, che tra l'altro il comune di Jesolo ci ha dato molto ascolto, e quest'anno grazie anche, abbiamo un po' la presunzione di dire, grazie anche a tutto il lavoro che stiamo facendo in questi anni, è nata, grazie alla conferenza dei sindaci, una stazione di posta a Jesolo, con anche adesso alcuni posti letto per le persone senza fissa dimora. Sì, ma ce lo dice lei, Presidente, questa mattina è là il problema. Sì, cioè, ce lo dice lei, noi non lo sapevamo. È una grande fatica quella di far arrivare queste informazioni e coinvolgere le persone, ed è invece fondamentale, perché è solo così che si affrontano i problemi e si cominciano a risolvere. Non abbiamo la presunzione di pensare di risolvere tutti i problemi del mondo, però quello che riguarda per quello che riguarda la nostra attività, noi veramente facciamo uno sforzo enorme anche per dire con le associazioni di categoria, con chi si rivolge a noi, perché poi i posti di lavoro ci sono per esempio nel nostro territorio, però a volte manca proprio il collegamento tra la colore, persona. come ha detto lei, devo avere quel colore se voglio uscire da questo ghetto dove sono rinchiuso. Guardiamo la foto che vi dicevo prima, perché questa foto noi dobbiamo ricordarla, guardatela. Questo era un diverso per voi? O era un bambino che col suo papà aveva bisogno di aiuto e hanno cercato, io questa foto me la ricordo sempre, voi non ve la fanno più vedere, perché è passato, perché devo far vedere ancora questa foto? Invece Mirella ve la fa vedere, perché ce l'ho qua questa foto, perché la vediamo continuamente. Questo bambino rappresenta tanti bambini che muoiono tutti i giorni, perché qualche mente malata ha deciso che non gli basta più quello che ha, deve ingrandirsi, deve arraffare, deve diventare sempre più ricco e più potente sulla pelle di queste creature. Schiacciano un bottone, salta per aria all'ospedale, salta per aria al palazzo, la chiesa. Guardatelo. Chi di voi non raccoglierebbe se fosse vivo questo bambino? Lo lascereste là? Guardate che è un diverso però, attenzione. Sì, Vicepresidente, devo correre perché purtroppo devo andare anche in pubblicità. Forse, cioè la storia, dobbiamo forse farla capire, ecco, comunicare di più quella che è la povertà, la miseria, la diversità. Perché inutile che ci fanno sempre vedere che tutto va bene, che è Natale, solo lustrini, cene, pranzi, cibo, vestiti adesso. No, c'è questo bambino, ce ne sono tanti anche in questo momento che dobbiamo accogliere. Prego. Certo. No, sono d'accordo anche con l'avvocato, nel senso che questo processo di integrazione avviene attraverso la conoscenza. Quindi noi lo vediamo nel nostro piccolo, siamo 40 insegnanti e che hanno una gratificazione enorme da questi ragazzi con cui poi si instaurano anche relazioni di fiducia, di lealtà, di amicizia anche. E questo noi stiamo cercando di espanderlo, appunto tessendo le reti, come diceva Francesca, con tutto il territorio, non solo appunto il comune di San Donà, ma anche gli altri comuni limitrofi sensibili. Teniamo conto che è molto territoriale l'accoglienza, perché queste persone non hanno mezzi di trasporto e questo è un altro problema, che a volte il posto di lavoro c'è ma non è raggiungibile. Le biciclette vanno alla grande, se avete biciclette portatele. Le biciclette però a un certo punto le distanze sono più grandi di però quelle che possiamo. Però in bicicletta. Certo. Quindi ci sono una serie di problemi da risolvere, ma li risolviamo solo attraverso la conoscenza e attraverso le reti di collaborazione. Pubblicità.
anche Alberta Rastelli, che voi conoscete, presidente Il Cielo in una stanza, un altro bel nome, ma quanti bei nomi hanno queste associazioni di volontariato, uno più bello dell'altro. Allora, prima di sentire Alberta Rastelli, vorrei anche sentire invece l'avvocato, ecco, per capire Paola Canziani, parlare di questa malattia della sclerodermia, cos'è questa malattia e che sintomi, ecco, perché bisogna fare un po' di prevenzione, capire come fare, cos'è questo nome così difficile a volte anche da pronunciare. Prego, Presidente. Grazie Mirella, è una malattia rara, come si è detto prima, che colpisce prevalentemente le donne anche in giovane età. I primi sintomi sono collegati appunto alla derma, sclerodermia vuol dire pelle dura. Possono essere dei sintomi che coinvolgono le mani cambiano colore, diventano fredde, diventano bianche, rosse, blu, infatti si chiama anche sindrome di Raynaud, che è detta anche della bandiera francese, proprio perché c'è questa variazione di colore che è dovuta a delle difficoltà di circolazione. Però il punto importante da sottolineare è che a volte la malattia si ferma solo al profilo cutaneo, quindi al derma. Altre volte invece ha una progressione assolutamente negativa e coinvolge tutto il corpo. Infatti il suo nome ufficiale è sclerosi sistemica, perché è proprio un indurimento di tutte le parti del corpo e degli organi interni. Tra questi per esempio i polmoni, infatti una delle patologie a cui vanno incontro le persone affette da sclerosi sistemica è proprio la fibrosi polmonare o l'ipertensione polmonare, che sono malattie molto gravi che possono portare addirittura al trapianto del polmone. Come intercettarla all'inizio? Una prima e fondamentale forma di prevenzione è la capillaroscopia. La capillaroscopia è un esame molto semplice che viene fatto, appunto, prima parlavamo delle mani, proprio sulle unghie, per valutare il livello e che tipo di irrigazione sanguigna c'è nelle mani, quindi se ci sono delle difficoltà, dei difetti si verificano proprio attraverso la capillaroscopia. Noi facciamo delle campagne di prevenzione soprattutto in autunno, perché questa malattia soffre particolarmente il freddo e il periodo invernale è decisamente quello più difficile. In autunno facciamo queste campagne di prevenzione negli ospedali che sono disponibili a farlo, con anche delle visite che coinvolgono sia il reumatologo che l'immunologo, proprio perché le specialità mediche che sono interessate sono sia l'immunologia che la reumatologia. E soprattutto cerchiamo di creare una cultura. Appena ci sono questi segnali, rivolgersi al proprio medico, e il proprio medico dovrebbe, se ravvisa che naturalmente c'è la necessità, indirizzare verso dei centri che sono specializzati. Abbiamo creato nel corso degli anni delle scleroderma unit, proprio perché, come dicevo prima, essendo una malattia che rischia di diventare sistemica, quindi che coinvolge tutto il corpo, necessitano molti specialisti che se ne occupano, perché questo indurimento degli organi interni, non solo i polmoni, ma coinvolge anche lo stomaco, l'intestino, i reni, ovviamente anche la pelle, e di conseguenza serve proprio un'equipe di medici specializzati. Abbiamo creato su tutto il territorio nazionale nel tempo queste scleroderma unit e soprattutto abbiamo cercato di aiutare, perché anche questo è un altro grande problema, aiutare i giovani a specializzarsi nello studio di questa malattia che adesso come adesso non ha una cura risolutiva. Ci sono solo dei farmaci che hanno aiutato moltissimo nella progressione di vita, perché è una malattia che non ha un esito felice, diciamo. Come tante malattie rare, avvocato, purtroppo bisogna dirlo, bisognerebbe investire di più nella ricerca, perché là è il grande problema, investire nella ricerca per dare delle risposte concrete. Abbiamo visto anche con i vaccini, quando si investe nella ricerca la risposta arriva, non c'è niente da fare, abbiamo delle menti eccelse, il problema è che dobbiamo investire su queste cose, queste sono le cose da investire, politici, queste sono le cose, la ricerca. Hanno preso
preso paura quella volta con la pandemia, avvocato, e allora i grandi della terra avevano fifa di morire, hanno soldi, squadre di ricercatori tutti assieme perché la fifa di morire, avete capito come funziona il business? Il business mi salva la vita, allora investo nella ricerca. Allora sentiamo invece Alberta Rastelli, tu invece cosa vuoi dire? Ecco, allora, perché sei qui questa mattina. Con lui, mi posso collegare con tutto quello che ho sentito, perché l'isolamento, io fino a 53 anni ero normale, normodotata, non mi mancava nulla, quindi io sono nata sana, non ho mai avuto malattie se non partorire. L'unica malattia che... Quando ho avuto l'amputazione nel 2013, la mia persona, sì, l'amputazione mi ha salvato il ginocchio, però ero per un'amputazione completa. Mi hanno salvato il ginocchio e quindi... Ma un incidente o una malattia? Incidente. Sono uscita dall'ospedale perché quei 2 mesi in ospedale mi hanno coccolato, mi hanno salvato, e però quando sono uscita ho captato la differenza. Le stesse persone che prima mi vedevano mi hanno visto diversa. Io vedevo dagli occhi il cambiamento, cioè come loro venivano a capire che avevo un'amputazione, lo sguardo. Quindi ti immagini se uno è diverso nel colore, nella nazionalità, nella povertà, quindi lo senti? Io che sono italianissima, anzi sono nata in Svizzera, quindi non vengo da parti figlia di emigranti, italianissima, e dentro in una società che io ho accettato e mi hanno accettato, mi sono ritrovata a riorganizzare la mia posizione. Ma non ho aspettato che qualcuno bussasse alla mia porta, quindi perché comunque, grazie a un sistema di vita che fino in quel momento ho condotto, alla mia famiglia, a tutto un circuito che io comunque mi sono inserita, chiaramente avevo delle cautele interiori, una mente un po' probabilmente diversa da tante altre, che non ho aspettato che qualcuno mi dicesse hai bisogno di qualcosa, perché io già sapevo cosa avevo bisogno. E quindi è una lotta, prima per la parte fisica, per ritornare alla normalità, perché quando uno, in questo caso il disagio di un emigrante che non è che arriva con l'aereo, perché tanti magari prendono la sua... pieni di soldi. E quindi vanno a creare un'altra identità in un altro paese. Qui tu ricerchi quello che in quel momento quel paese non ti ha dato. Adesso veniamo al progetto. Il progetto, allora, questo progetto nasce da un incontro casuale, senza né arte né parte, che però proprio per stimolare, perché io ho difficoltà come associazione, perché chiaramente alle spalle, se si ha un gruppo, forse si condivide. Io purtroppo non riesco a trovare le persone che credono in quello che io sto credendo. Quindi io inizialmente, per entrare nel meccanismo, ho fatto ballo caraibico, poi ho giocato, mi sono allenata al sitting volley, e voglio trasmettere un progetto di sport, e in questo caso di un'apertura di un museo a Revine Lago, che una storia di 3 generazioni, quindi un territorio che deve essere sviluppato, conosciuto, con la prospettiva di aprire una finestra, il cielo in una stanza, quel cielo per cui io mi sono trovata in una stanza senza aperture, però c'era un cielo aperto e tu dovevi arrivare a quel cielo, e il cielo è le conoscenze per poter aprire questa porta, questo spazio, quindi disabilità, inclusione, storia, cultura, arte. Questo Giuseppe Beppi Grava, che era un medagliere che costruiva queste opere d'arte in maniera artigianale, la nuova generazione ormai non gli interessa, però si accantona un territorio con una storia, con una cultura, e soprattutto un territorio che può aiutare persone
attraverso la conoscenza, con lo sport, perché io voglio mettere assieme la cultura di un territorio. E l'hai detto. Allora guardiamo la locandina che ha mandato Alberta Rastelli. Ecco, quella è una delle medaglie, sono 250 medaglie. Sì. Create per diversi avvenimenti anche a livello, quindi anche nei periodi di guerra, quindi sono che erano anche interessate a altri musei, però la famiglia vuole creare questo museo proprio per rendere radice un territorio. La storia del territorio. Andiamo a vedere anche il video Attività e cielo in una stanza, andiamo a vedere. Quello che io ho vissuto la normalità e so cosa ho perso. Ma questo è il video con persone in carrozzina o è una foto, Alberta? Penso che sia una foto, se no perché io anche era il video troppo pesante. E non esiste normalità come un progetto. No. Ognuno ha la sua normalità. Anche la persona più normale diventa. Quindi una parola per dire. Attenta, e per dire che la vita va vissuta come in pieno, più sfide ci devono portare avanti meglio. Ecco, e gli stimoli sono che il nostro cervello non deve avere limiti, perché i limiti sono imposti solo dagli esseri umani, perché noi non abbiamo limiti, e che se siamo in una carrozzella, io dico, io sono in una carrozzina, perché ce l'ho anch'io il discorso della carrozzina, ho vissuto più di un anno con la carrozzina, e vado a togliere l'erba dal prato, e chi mi vede dice povera quella che è, io invece sono più felice perché posso riesco a farlo. Quindi avanti, senza fermarsi mai. Senza fermarsi mai. Grazie mille e buon proseguimento. Grazie. Allora, quello che mi ha colpito, Alberta, che hai detto prima, io sono uscita. Io ho cercato di trovare quello che io avevo in testa. Pensa che la scorsa settimana ho avuto un uomo sui 40 anni che è diventato cieco a 30, ma cieco, e ha detto ti crolla il mondo, cioè non riesci più a capire cosa sta succedendo. Un conto è nascere, un conto è diventare ciechi, come hai spiegato benissimo tu, la solitudine, la gente che ti evita, nessuno ti viene a trovare. E io sono uscito. Ho capito che dovevo uscire da quella porta e dovevo ricominciare a cercare quello che avevo bisogno. E ho incontrato un'associazione di volontariato, gli amici di Diego, che veramente sono fantastici, dove lui con loro gira, loro lo portano a fare delle gare incredibili, lo trascinano con la carrozzina, lo portano, e lui è ripreso a vivere la quotidianità, non si sente più cieco, si sente appartenente ad un gruppo che lo aiuta. Ma noi siamo in questa società, io personalmente, che ho percepito il rischio di solitudine, perché è facile, non hai soprattutto anche di familiari. Io ho avuto, come dicevo anche l'altra volta, una sorella fantastica, che quindi dove arrivavamo su un punto lei subito arrivava sull'altro. Io comunque avevo in mente i vari step, quindi riabilitazione, perché dovevo ricostituire tutto, perché è maciullata la gamba. Quindi tutto un sistema. Quando io ho avuto la protesi la prima volta è arrivata la mia gamba, non la protesi, e adesso sono arrivata che prima era la protesi che portava la gamba, adesso è la gamba che porta la protesi. Che è diverso. La normalità
la normalità è necessaria, ma è la normalità che parte da qua. Perché se tu stesso non accetti la tua condizione, non puoi pretendere che l'esterno ti dia questa possibilità. Brava Alberta, devo correre perché devo salutare anche la Presidente Francesca Sandre. Come vuole chiudere, Presidente? Cosa vuole dire? Che appello vuole fare? Abbiamo parlato di tante cose questa mattina, ma poi c'è sempre il filo di Arianna che tutto unisce. Beh, innanzitutto voglio dire che una di queste persone che abbiamo accompagnato nel percorso mi chiama mamma, perché dice che io sono la sua mamma italiana, e non è per niente, è una persona carissima, si sta tranquillamente inserendo nel territorio eccetera, ed è una persona che mi contatta quando gli succede qualcosa di positivo o se ha qualcosa da cambiare. Lui ha trovato un punto di riferimento, io ne sono molto contenta perché dal punto di vista umano ricevi moltissimo. E poi volevo dire che stiamo preparando una grande mostra fotografica. Una mostra fotografica dove i nostri corsisti saranno i protagonisti. Si chiamerà Io sono mondo, ed è l'intento è quello proprio di far conoscere al territorio, anche ai sandonatesi, queste persone, farle vedere, perché generalmente passano, sfuggono, si guardano sempre con un'aria di insofferenza, spesso, no? Di fastidio, eccetera, e invece le foto, che magari se ci sarà occasione vi parleremo della mostra eccetera, le foto e gli occhi di queste persone dicono tantissimo, e soprattutto ti riconosci, cioè dici quello sono io. Gli occhi parlano. Gli occhi parlano, e soprattutto si capisce che è umanità, è tutta umanità, cioè siamo tutti uguali alla fin fine, no? Parliamo lo stesso linguaggio, proviamo gli stessi sentimenti, e le fotografie raccontano benissimo. Io mi sono emozionata di fronte alle foto perché un estratto della mostra è già presente al Museo del Paesaggio di Boccafossa di Torre di Mosteo. È inserita in una grande mostra che parla proprio di persone. E quando poi è aperta questa mostra? Questa mostra è aperta fino a marzo, al sabato pomeriggio, la domenica mattina e pomeriggio, lì al Museo del Paesaggio. È bellissima, io vi consiglio di andarla a vedere perché ci sono vari fotografi che presentano varie situazioni, anche di epoche diverse, di immagini di persone. E c'è appunto un estratto dei nostri 30... Sa cosa le dico, Presidente? Lei ha parlato molto bene ed è bello, però io le posso assicurare che lei ha nominato questo paese, il 90% a casa non sa che c'è questo paese. Bocca di Fosso. Noi sappiamo dove sono le Maldive, noi sappiamo dove le Hawaii, però non conosciamo i nostri paesi, dove c'è la realtà del territorio, la storia del territorio, ma siccome è sempre tutto chiuso, chiese chiuse, è sempre tutto chiuso quando giriamo. Boccafossa è bellissimo, tra l'altro è inserito io vorrei sapere a casa, forse l'abbiamo sentito con Perin, Dio ti salvi Perin, che ha parlato appunto di questo museo che aveva anche una storia di tradizione una volta, di questi tutti attrezzi antichi. Esatto, mi ricordo io di questa cosa, e che poi è stato eliminato tutto, insomma ci sono stati dei problemi come al solito, perché quando entra la politica è un disastro. Ecco, se la politica comunque facesse, la mostra merita di essere vista. Passi indietro sarebbe male, però far conoscere di più queste realtà non sarebbe per niente male, e qua lo devono fare gli amministratori, non c'è niente da fare, sono loro che devono mettersi in rete, dire quello che c'è. Se lei non lo diceva io non lo sapevo di questa cosa, penso anche a casa, perciò capite che magari a pochi passi da casa possiamo vedere delle cose veramente belle, importanti del territorio, perciò grazie veramente alla Presidente Francesca Sandre. Avvocato, come ci saluta, Avvocato Canziani, con quale messaggio? Messaggio innanzitutto grazie per avermi invitata, perché lei Mirella riesce sempre a radunare delle persone che dicono cose estremamente interessanti e mi hanno fatto riflettere. Le esperienze che ho sentito oggi sono sicuramente significative e molto importanti. Il messaggio è che dobbiamo continuare a lavorare come sempre, possibilmente lavorare insieme. Parlando di progetti, stiamo pensando a un progetto che mette insieme un po' l'intelligenza artificiale che c'è
adesso siamo contenti, non siamo contenti, però la utilizziamo, e stiamo pensando di preparare dei podcast utilizzando appunto l'intelligenza artificiale, traendo tutta una serie di informazioni, di dati e di questioni che possono interessare i pazienti sclerodermici e chi li assiste. Ne ho sentito uno che abbiamo fatto sullo yoga e le tecniche di rilassamento ed è venuto molto carino. A volte bisogna insomma adeguarsi anche al nuovo che arriva, e se magari non siamo felicissimi di questa intelligenza che ci sta comandando un po' tutti e controllando un po' tutti, però dall'altro lato ci sono anche delle ipotesi molto positive. Ringrazio molto perché davvero è stato un bel incontro e sono molto contenta, diciamo, che porto a casa il anche noi avvocato message. siamo contenti di averla incontrata, ecco, mi fa molto piacere, veramente grazie. Alberta, come ci saluti? Con quale messaggio? Un messaggio sempre in attività, perché guai, il nostro cervello finché funziona bisogna usarlo. Anzi, sai cosa facciamo? Siccome sei così esplosiva e hai tante cose da raccontare, allora ti fermi un momentino e così poi andiamo nella seconda parte, visto che sei entrata dopo, e così racconterai anche qualcos'altro. Perciò saluto le altre ospiti, grazie veramente di essere state con noi. Pubblicità. Presento un'altra gradita ospite che è Fausta Tocchio. Chi non conosce La stanza di Jacopo, l'abbiamo vista fortunatamente, questo è il direttore generale che ha capito l'importanza dell'ULSS 2, il dottor Francesco Benazzi, l'importanza di questo delicato momento dove tu veramente devi decidere, ma sei nella confusione totale, hai perso un figlio, hai perso una persona cara, devi riflettere, devi stare con te stessa, cosa non facile. Invece anche Fausta Tocchio, dopo questa esperienza terribile della perdita del figlio, ha capito invece l'importanza di fare qualcosa, ed ecco un'altra associazione che nasce per aiutare tante famiglie, soprattutto tanti genitori, tanti familiari, se no non avrebbero veramente un punto di riferimento in un momento terribile. Ed è nata La stanza di Jacopo. Ma non solo, parleremo anche di donazioni, questa parola molto difficile che fa ancora tanta paura anche nei giovani. Però prima di parlare di questo sentiamo Alberta Rastelli, che poi ci saluterà, Presidente Il cielo in una stanza, nome bellissimo, eccolo qua. Ecco, poi voglio chiedere anche a Fausta Tocchio. Quel cielo che probabilmente lei Il cielo ha in una stanza. Allora Alberta, cosa vuoi leggere? Allora, io voglio leggere perché voglio stare dentro un parametro, perché sennò poi esco. Allora, quando nasce un'associazione, chi l'ha fatta nascere vuole trasmettere il percorso, talvolta traumatico per incidenti o malattia che ha fatto. In questo caso il cielo in una stanza nasce da un incidente per cui la sottoscritta Rastelli Alberta, di cui sono presidente, ha subito un'amputazione. Sono 13 anni che seguo un percorso inizialmente di riabilitazione, palestra, e poi quando la mia indipendenza fisica cominciava a rimettersi nella normalità, mi sono guardata attorno e, avendo compreso che il mondo mi invitava, ho iniziato con il ballo caraibico, poi ho intrapreso allenamenti di sit-in volley. Non mi bastava, perché non volevo solo il mio coinvolgimento, ma coinvolgere tutte quelle persone che hanno disagi, che hanno subito traumi, per cui non riescono ad accettare i propri limiti, quindi combatterli. Voler eliminare tutte quelle limitazioni che gravano soprattutto a livello mentale. Dopo varie iniziative, ora si sta prospettando un bel progetto che coinvolge territorio, cultura, storia, arte di questo territorio, unendo sport, inclusione sociale, disabilità. Solitamente si usa sottolineare che l'unione fa la forza. Se siamo uniti, qualsiasi progetto ha delle buone probabilità di non fallire. Questa è l'occasione perfetta per lanciare un picco sassolino per accogliere tutta la forza per attivare questo progetto. Ora tante info non le possiamo rivelare,
dare, ma possiamo lanciare un messaggio alle associazioni, istituzioni, quali comuni, scuole, centri sportivi con palestra, normali cittadini, per aiutarci a dare alternative e modi per poter gestire la dignità della nostra vita. Non aspettiamo che qualcuno bussi alla propria porta, ma apriamolo e mettiamoci in discussione, perché così possiamo aiutare anche gli altri. Grande, grande Alberta Questo Rastelli. ho voluto leggere, non perché ho bisogno, ma perché non volevo uscire e volevo trasmettere il mio messaggio. Quindi non rendere inutile la mia mostra, presenza. con questo museo appunto, che abbiamo parlato prima, Regine Lago. Di tre generazioni. Poi man mano ci sentiamo. Allora, grazie ad Alberta Rastelli, Presidente Il Cielo in una stanza, grazie a Fausta Tokyo, la stanza di Jacopo. Saluto anche Gaia Spolverato, direttrice chirurgia Università di Padova. Grazie veramente, dottoressa, di essere qui, mi fa un piacere enorme, una giovane dottoressa. Guardatele, questo è il futuro, guardate che sorriso. Come fai a non fidarti di una dottoressa che ti accoglie con un sorriso così su un tema delicatissimo, perché parleremo appunto del tumore al colon retto che purtroppo colpisce tante persone, anche molto giovani. La ringrazio veramente, dottoressa Spolverato, di essere qui con noi, perché è veramente molto importante conoscere. Io penso, e ne parlavo prima con Fausta Tokyo, che quello che ci prende e ci avvolge veramente in una bolla che non riusciamo a uscire è la paura. La paura di conoscere, la paura di sapere, la paura di scoprire. Pensi, dottoressa, che ieri ho avuto l'associazione Penelope con questa famiglia che sta cercando disperatamente questo ragazzo che è scomparso a Rua di Feletto. Nessuno ha visto, nessuno ha sentito, e noi, ecco, è una disperazione totale, ma è quella la paura di... Lui aveva paura di un qualcosa, perché pensava di essere ammalato, di avere un qualcosa, non si è presentato all'ospedale ed è scomparso. Pensi, dottoressa, quanto può distruggere la paura di conoscere anche una malattia. Ecco, allora, dottoressa, cosa ci dice? Prego, dottoressa, lei la parola, e grazie. Beh, grazie a voi di questa opportunità di appunto entrare nelle case venete per raccontare che il tumore del colon retto è un tumore che innanzitutto si può prevenire. E quindi da qui torna il tema della paura, ma anche della consapevolezza. Spesso nasce da piccoli polipi che si possono trovare e togliere prima che diventino un tumore, motivo per cui è necessario ragionare su una diagnosi precoce che salva la vita. È vero che la paura a volte ci impedisce anche di accettare quel foglio che ci dà le indicazioni sullo screening che arriva a casa a tutte le persone dai 50 ai 74 anni, e invece noi non dobbiamo farlo, dobbiamo accedere ai servizi di screening che in Veneto funzionano molto bene e permettere quindi anche una diagnosi precoce a volte, e di permetterci di salvarci da una malattia che, se trovata in fase più avanzata, può essere davvero una malattia grave. Che sintomi danno questi polipi, dottoressa? Perché a casa magari sono anche curiosi di capire come posso fare prevenzione per avvicinarmi a fare lo screening, anche se, come dice lei, ecco, tutti quanti, arriva a casa quasi tutti, ecco, questo screening da fare, dobbiamo anche ringraziare. Prego, dottoressa. Lei ha proprio toccato un tasto molto importante. Sarà pur vero che alle persone dai 50 anni arriva a casa la richiesta di screening, l'opportunità di fare lo screening, ma è vero che il tumore del colon retto inizia a farsi sentire di più nei giovani. Abbiamo dati italiani e dati europei, in parte anche i dati veneti mostrano che si iniziano a vedere casi di pazienti con età inferiore ai 50 anni, ed è lì che i sintomi hanno un valore estremo. Il paziente tendenzialmente inizia ad avere qualche episodio di sangue nelle feci, che molto spesso ignora perché pensa di avere una patologia proctologica, penso ad esempio alle emorroidi, e invece il paziente non deve avere paura a qualunque sintomo, che sia un piccolo sanguinamento, anche se capita una sola volta, un cambiamento nelle sue abitudini intestinali,
un dolore strano all'addome che è costante, che è persistente e appunto di nuova insorgenza. E soprattutto se inizia a sentirsi molto più stanco, si accorge agli esami del sangue di essere anemico e ancor più se inizia a perdere peso. Ma attenzione, non è necessario avere tutti questi sintomi, ne basta uno per rivolgersi al proprio medico di famiglia e quindi a uno specialista. L'esame del sangue può far capire che c'è qualcosa che non va, oppure può essere che anche gli esami del sangue sono perfetti, dottoressa? Io le faccio le domande che sento, mi dispiace, ma è quello che mi chiedono. Prego. Quello che mi capita molto spesso in ambulatorio è di vedere pazienti che hanno degli esami del sangue perfetti ed hanno una malattia magari anche avanzata. Quindi gli esami del sangue da soli purtroppo non sono sufficienti. Ed è per questo che ci sono delle malattie che danno una perdita di sangue, quindi l'emoglobina che si abbassa, e allora quello è già un segnale. Ma a volte purtroppo non dà veramente nessun segno clinico. Il sangue occulto fecale, quindi il dosaggio del sangue occulto fecale, è un primo esame che può effettivamente aiutarci a discriminare. Tuttavia è importante rivolgersi a uno specialista quando anche con sangue occulto negativo ma sintomi costanti ci si accorge che c'è qualcosa che non va. Chiarissima, dottoressa, e la ringrazio, penso anche a casa abbiate, so che partecipate molto, adesso avete imparato più che sentire, ascoltare, che è fondamentale, lo dicono i dati, perciò capite l'importanza, sono pillole di saggezza queste per voi. Allora, Fausta Tocchio, cosa vuoi dire? Ecco, anche tu ti occupi, anzi andiamo a vedere il video, questa intervista, anche per riallacciarci a quello che ha detto Alberta Rastelli, fare squadra, fare unione, andiamo a vedere l'intervista a Fausta Tocchio proprio nel villaggio delle associazioni, tante associazioni assieme, poi andiamo a vedere la stanza di Jacopo. Guardiamo l'intervista di Fausta Tocchio e salutiamo Alberta Rastelli. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Signora Fausta Tocchio per la stanza di Jacopo, perché è veramente un luogo intimo dove le persone, i familiari di chi sta soffrendo, di chi è ricoverato in terapia intensiva, di chi ovviamente si trova in ospedale, hanno la possibilità, questi familiari, di avere un luogo intimo, un luogo dove si possono trovare, possono riflettere, possono leggere, possono stare tra loro tranquilli con intimità, e quindi questa grande possibilità che la signora ci ha dato e continua a darci con una serie di stanze di Jacopo che stiamo aprendo nei vari ospedali, dà il vero segno dell'umanizzazione della sanità e dei servizi sanitari. Assolutamente sì, ringrazio la signora Fausta, la sua famiglia, perché trasformare un grandissimo dolore incancellabile dalla propria vita, come la perdita di un figlio, in energia positiva, in amore nei confronti della comunità attraverso la realizzazione di queste stanze, credo che sia un qualcosa di davvero straordinario che caratterizza una comunità, caratterizza un'azienda sanitaria, e quindi io non posso che ringraziare. Pensare che all'interno di questa stanza coloro che hanno dei familiari ricoverati possono trovare un ambiente protetto, accogliente, dove confrontarsi con i medici e magari anche affrontare momenti particolarmente delicati come la fine della vita del proprio caro, credo che sia qualcosa di davvero straordinario. Quindi il grazie va alla signora Fausta, al direttore generale Benazzi, ma soprattutto a Jacopo, perché ha saputo con la sua vita intanto regalare vita a qualcun altro donando gli organi, e poi attraverso i valori e l'amore che trasmetterà in questa stanza continuerà ad aiutare davvero tante persone. Fausta Tocchio, la stanza di Jacopo, io non so come ringraziare anche Fausta di essere qui assieme a Laido per portare anche lei la voce della donazione, l'importante di capire cos'è la donazione. Cosa dici Fausta? Ce la faremo a essere uniti, a portare avanti questo obiettivo che è il donare, il capire l'importanza del dono? Penso, se lo vogliamo, sì. È un discorso di volontà, di cultura. Dobbiamo imparare a guardare l'altro come se fossimo noi stessi, perché non è che lo specchio della nostra immagine. Quello che possiamo soffrire noi può essere la sofferenza di un altro, quindi se c'è qualcosa che possiamo fare in maniera totalmente gratuita, totalmente priva di fronzoli, di sovrastrutture, che è il dono di sé,
agli altri, perché no? E credo Perché no? sia importante. Cosa vuol dire vedere tante associazioni per la prima volta riunite nel cercare di centrare l'obiettivo, che è quella di far capire chi siamo, cosa facciamo e come possiamo aiutare? Può essere l'occasione intanto di dialogare con l'altro. Siamo molto chiusi e difficilmente riusciamo a interloquire col nostro vicino. Il fatto di riuscire a conoscere, chiedere cosa fanno e tu cosa fai e io ti racconto cosa faccio, e quindi c'è questo scambio di esperienze e di volontà che escono e umanizziamo tutto, no? Invece di guardarci in cagnesco e di mandarci a quel paese perché abbiamo subito un lieve sgarbo. Ecco, e invece pensare che possiamo veramente regalare di noi la parte migliore. Fausta Tocchio è qui con noi, saluto anche un altro giovane, veramente lo ringrazio, Alessandro Dianin, presidente di Giovani Orizzonti. Sentite che bello anche questo nome, queste associazioni. Allora iniziamo proprio da Fausta. Fausta, a distanza di tempo ti sei risentita, cosa vuoi dire? Abbiamo iniziato il 2026, abbiamo sentito gli ospiti prima, tu eri qui, prego. Che le cose non sono cambiate molto. Ahimè, vorrei dire un'altra cosa, ma questo è. Siamo sempre più rintanati in noi stessi, non saprei definirlo altrimenti. C'è bisogno veramente di aprirsi all'altro, di conoscere cosa fa lui. Ci siamo parlati poco fa, non ci conoscevamo, quindi abbiamo chiacchierato per qualche minuto. Ed è sempre un piacere conoscere delle realtà che non sono così presenti giornalmente in quello che è l'informazione al pubblico. Sono piccole realtà ma che sono indispensabili perché formano una grande realtà che è quella del volontariato, perché è una delle realtà più importanti che la nostra civiltà deve in qualche modo introitare, sorreggere e valorizzare di più, secondo me. Ci sono tante persone che riescono a raccontare con un gesto tutta l'empatia, tutto l'amore che ciascuno di noi può provare verso l'altro, chiunque esso sia. E questo credo sia fondamentale. L'esperienza del villaggio teoricamente splendida, perché l'idea di mettere insieme realtà diverse che possono in quel modo conoscersi, confrontarsi, parlare, chiacchierare, scambiarsi le opinioni è fantastica. Rimane il grosso difetto, che è il difetto umano della ritrosia che si prova nel confrontarsi con l'altro, nell'andare a chiedere chi sei, cosa chi fai? Sei? Perché sei qua? Come possiamo entrare in relazione? Ecco, questa è la difficoltà nostra. Sì. Culturale, Sì. esatto, sottolineo quello che era stato velocemente detto. Dipende, ormai, voglio dire, io ogni giorno dico, ho una riga in più, come diceva Jacopo, mi diceva, mamma, sono aumentate le righe. E quindi è sempre più difficile entrare in relazione. C'è una cosa che mi aiuta molto, mi ha aiutato durante il mio percorso lavorativo e mi aiuta ancora adesso in un altro modo. Durante il mio percorso lavorativo ero nella scuola, quindi il rapporto con i ragazzi, con i giovani è sempre stato qualcosa di fondamentale nella mia vita. Oggi, attraverso l'AIDO, di cui faccio parte, posso rincontrare la gioventù nel mio ruolo di testimonianza
come familiare di donatore. Allora, Alessandro Dianin, cosa dici? Ecco, queste parole molto toccanti di Fausta, il futuro è nelle vostre mani, ecco, noi dobbiamo appoggiarvi a voi, soprattutto fare prevenzione, ecco, nascono queste associazioni di giovani, non è vero che non ci siete, è che non ci conosciamo, come diceva Fausta, come dicevano gli ospiti prima, e qui mi rivolgo anche alla dottoressa, bisogna aprire più gli ospedali a questi giovani. Dottoressa, io ho avuto il professor Gerosa ospite diverse volte, che è d'accordo con me, e quando ho detto professore dobbiamo aprire di più i giovani gli ospedali, farli entrare, c'è un altro profumo, c'è il profumo dell'ospedale, non è più il profumo della strada dove trovi la disperazione, la speranza, e il professor Gerosa ha detto è vero, e se qualcuno le dice facciamo già, dica che non fanno abbastanza, tanto è vero che lui non vuole più gli ospedali liquidi, ecco, parla di un altro ospedale più umano, ecco, meno cemento e più professionalità. Cosa dici tu a queste parole che hai sentito? Tu sei un giovane, ecco, hai creato questa associazione perché ci credi, qual è l'obiettivo e chi sei? Spieghiamo magari chi non ti conosce. Dunque, intanto grazie per l'invito, mi fa sempre piacere tornare e complimenti anche per il lavoro che fa la stanza di Jacopo. Io, è vero, sono un giovane, entro in Orizzonti, che in realtà è un'associazione che ha quasi 10 anni nel 2022, e fondo la parte giovanile di Orizzonti, per cui Orizzonti in realtà è un'associazione intergenerazionale, ci sono persone dai 18 fino a poi l'età della pensione, diciamo così, per cui anche questo è un bel laboratorio, e la nostra idea è quella di curare quello che è l'attivismo civico nella città, quindi l'idea che i cittadini si possano occupare della propria città, noi veniamo da Padova, possano fare delle proposte, possano trovare delle soluzioni ad alcune problematiche che ci possono essere, e l'idea è quella di farlo in un contenitore nuovo, civico, che possa in qualche modo essere realmente legato ai problemi e alle necessità del territorio, non necessariamente all'interno dei partiti politici, non perché abbiamo qualcosa contro i partiti politici o perché siamo antipolitici, però perché vogliamo anche promuovere un modo nuovo di occuparsi della città, di fare in un certo senso, in un senso lato anche politica. E sono parole molto importanti quelle che abbiamo sentito, perché lo dicevamo anche prima, parlavamo più informalmente, nelle strutture sanitarie molto spesso ci sono appunto delle grandi professionalità, delle attrezzature molto importanti da un punto di vista sanitario tecnico, però manca molto spesso il lato umano, il lato mentale, psicologico, spirituale. Le persone che sono lì dentro non sono solo pazienti, ma sono esseri umani, e così vanno trattati con le loro necessità, che non sono solo fisiche ma anche interiori. Quindi sono delle cose molto importanti da approfondire. È vero che bisogna in qualche modo aprire un'innovazione, io però quello che ci tengo sempre a dire è che i giovani non sono tanto il futuro quanto più il presente, e i giovani sono cittadini come tutti gli altri, non vanno mai in qualche modo raggruppati in una riserva indiana, vanno trattati con la stessa dignità di tutti gli altri, perché da cittadini normali, con anche delle competenze, perché molti giovani studiano, si formano delle competenze, hanno qualcosa da dire, un contributo da portare, senza essere considerati una categoria a parte. Alessandro, perché il giovane fa fatica a donare? Noi vediamo con la carta d'identità, ai 18 anni, i numeri non ci sono, me lo dicono le associazioni di volontariato, l'AIDO, l'Avis, perché c'è questa paura di affrontare l'argomento? Forse il messaggio che è arrivato è sbagliato, non è adeguato a quello che è la conoscenza, regna ancora la paura anche nel giovane, fai fatica. Ecco, come la vedi tu? Questa incredibile, io non avrei mai immaginato questa poca donazione da parte dei giovani, dei diciottenni. Sarebbe interessante chiedere poi anche ai diretti interessati le motivazioni di questo rifiuto. Un'ipotesi che io faccio e secondo me è verosimile sta un po' nella disinformazione. Secondo me non c'è una paura, non c'è una riluttanza, non c'è in qualche modo necessariamente una chiusura verso l'argomento, anzi io credo che tante persone, giovani e non giovani, abbiano anche una spinta solidale che però ovviamente nella società di oggi vada tirata fuori. Però magari c'è poca informazione, non si capisce a che cosa ci si riferisce nel momento in cui si chiede di donare. Questa è una cosa su cui bisogna fare un lavoro, c'è un lavoro che viene fatto da diverse associazioni e su questo non c'è ombra di dubbio, è un lavoro
lavoro che va continuato a fare di buona lena e secondo me poi dei risultati possono concretamente arrivare. Sentiamo la dottoressa Spolverato come commenta le parole che ha sentito, il professor Gerosa che dice apriamo di più gli ospedali, facciamo entrare questi ragazzi, chissà che non li intrighiamo di più perché è un'altra realtà, c'è una grande tecnologia, c'è l'intelligenza artificiale, loro sono proiettati e questo è inutile che noi giriamo una volta, noi no, adesso dobbiamo andare avanti, loro stanno correndo e noi siamo fermi, per niente come maneggiano questi cellulari, anzi sabato faremo lezioni di sicurezza proprio per informare come adoperare questi mezzi terribili, specialmente per i diversamente giovani, non riescono, ecco, la telemedicina, sì, ciao dottoressa, non sa neppure adoperare il telefonino. Prego dottoressa Spolverato. Beh, devo dire che al di là dei complimenti che non saranno mai abbastanza per quanto le associazioni fanno per i nostri pazienti, ma anche per quanto siano di supporto per noi professionisti negli ospedali e al di fuori di essi, mi sento di dire che forse sono anche la persona giusta per parlare di gioventù, perché sono sicura che Alessandro tra i giovani possa inserire anche me, però al di là delle battute, noi soffriamo un delta generazionale, cioè noi soffriamo il fatto che storicamente i giovani, che per l'Italia i giovani sono tutti coloro che hanno meno di 50 anni almeno, vengano sempre considerati un pochino meno competenti, meno capaci, meno adeguati. Invece con l'avvento delle nuove tecnologie, ma anche con la sola freschezza mentale che il giovane più proiettato verso il futuro, verso l'estero può portare, noi potremmo arricchire le nostre competenze e potremmo arricchire anche il modo di fare cura, passando da un supporto tecnico, medico, chirurgico ad una presa in carico globale del paziente come essere umano, come sentivamo. Io mi batto molto per il concetto della cura. La cura non del paziente Mario Rossi, ma la cura dei 360 gradi, non solo della sua malattia, ma di quello che è la persona e anche il suo ambiente. È faticoso perché noi non siamo educati, non siamo preparati alla gestione del rapporto con il paziente, il rapporto con i familiari. Noi siamo degli ottimi medici, noi siamo degli ottimi chirurghi, ma non è detto che siamo anche in grado di prenderci cura di tutta la persona, di tutto il suo contesto, e invece è lì che vanno fatti gli sforzi maggiori, perché effettivamente la persona, come dicevamo prima, non è solo un essere umano all'interno di una struttura, ma è tutto la sua presenza, la sua realtà, la sua malattia e oltre la sua malattia il suo contesto sociale, la sua famiglia, eccetera. Ed è lì che vanno fatti gli investimenti maggiori. Dottoressa Spolverato, però è anche vero che quello che vediamo, ad esempio l'obesità infantile, se ne parla poco, il professor Garattini, che ho avuto ospite diverse volte, punta molto sull'alimentazione, un'alimentazione sana, corretta, però mi sembra che gli esempi che diamo a questi ragazzi non siano veramente in questo, non tutti, perché ci sono anche dei bravi genitori, ci mancherebbe, però la maggioranza purtroppo, ecco, è portata a mangiare delle schifezze nel vero senso della parola, ma non è colpa loro, loro non riescono a difendersi, è l'adulto che dovrebbe difendere questa creatura, lui mangia quello che viene proposto e non va bene. Io ho avuto, dottoressa, una sindaca che poveretta ha cercato di fare una dieta veramente nella mensa molto equilibrata a base di verdure, non le dico cosa è successo, mio figlio non mangia, ma che schifo, ma cos'è questa storia, ho dovuto toglierla. Eppure con la nutrizionista avevano fatto una cosa molto importante, niente da fare. Ecco, che messaggio si può dare? Perché l'alimentazione è fondamentale, dice il professor Garattini, per non insorgere del tumore, di queste cose. Lei cosa vede? Visto che ci stiamo rivolgendo anche ai giovani, perché come dice lei purtroppo l'età sta diminuendo e questo è preoccupante. Prego. Devo dire che ha toccato un tasto importante. Ci sono 5 leve pratiche su cui noi possiamo agire nella prevenzione primaria, chiamiamola, delle malattie neoplastiche, quindi dei tumori. Non aspettare che arrivino i sintomi e quindi adeguarsi allo screening presente,
avere un'attenzione importante all'assunzione di fibre, legumi, cereali, quindi a cibo meno processato, quello che noi chiamiamo, banalizzandolo, forse la dieta mediterranea. Ridurre, eliminare il fumo da tutti gli ambienti sarebbe veramente importante. Ridurre l'alcol, che non vuol dire eliminarlo del tutto, ma vuol dire adeguarlo. E infine il peso e il movimento devono essere devono dare un'attenzione importante, perché la sedentarietà e l'obesità aumentano il rischio di tutte le patologie cardiovascolari, oncologiche, eccetera, e muoversi regolarmente aiuta. Ed è importante educare ad un'alimentazione, ad uno stile di vita attivo sin da piccoli, e quindi tutti gli sforzi che vengono fatti nei comuni, in regione, per le scuole, sono sforzi a fin di bene, e le famiglie lo devono comprendere, perché sarà pur vero che all'inizio i bambini saranno meno abituati, però un po' alla volta, vedendo che anche gli altri iniziano ad alimentarsi in maniera adeguata, impareranno un nuovo modo di alimentarsi, una vita maggiormente attiva, meno sedentaria, e quindi miglioreremo dalle nuove generazioni, miglioreremo proprio il comportamento delle famiglie e quindi della società. Grazie dottoressa Spolverato. Fulvia Tocchio, cosa vuoi dire invece in merito a quello che ha detto anche Alessandro Dianin, che forse bisogna trovare il sistema di comunicare in maniera diversa queste donazioni, intrigarlo di più, magari renderlo più protagonista, ecco, anche nel dono degli organi, nel dono del sangue, nel dono in generale. Perché come dice Alessandro, io penso che non siamo riusciti a intrigarli, non basta andare nelle scuole e fare la lezioncina. Quando siamo usciti se la sono già dimenticata, là sono attenti, per carità, ma i numeri parlano chiaro. Quanti anni andiamo nelle scuole a raccontare chi siamo, cosa facciamo, qual è la nostra storia? Prego Fausta. Beh, quello che facciamo è una goccia nel mare. Dobbiamo premettere questa cosa, perché noi riusciamo ad avvicinare poche persone alla fine. Lo facciamo e i risultati su queste gocce ritornano, questo sì. Se ne parla poco in generale, perché l'idea della morte, la morte è qualcosa che fa paura, che si cerca di mettere da parte, di allontanare dai propri pensieri, dai pensieri del nostro nucleo familiare, quindi il tentativo proprio di... quando poi è l'altra faccia della medaglia, la vita e la morte, che può significare, in questo caso, attraverso la donazione, quella morte può significare la vita per più persone. La morte di una persona può essere il dono di amore a tante altre persone. Questo è fantastico. Cosa fare? Parlarne fra di noi, ma allora i giovani, secondo a mio modesto avviso, sono molto più ricettivi di quel che noi abitualmente descriviamo. Ecco, non mi piace sentire, proprio mi fa stare male. I giovani bevono. È chiaro, glielo devi spiegare bene, in maniera semplice, in maniera chiara, senza mistificare quello che è il significato di quello che stai dicendo. Quindi devi raccontare cos'è la donazione, cosa vuol dire mettere quel sì nel momento in cui si rinnova la carta d'identità, perché forse un giorno potrai avere la fortuna, e qua sottolineo questa parola anche se può sembrare paradossale, di diventare un donatore, perché è difficilissimo. È molto più facile essere una persona che ha bisogno di ricevere un organo, piuttosto che diventare un donatore. Ti fermo un secondo perché abbiamo Rita da Conegliano, poi continuiamo. Ciao Rita. Ciao Mirella. Prego. Ascolta, io ho la nipote di 23 anni che sta studiando medicina, però non l'hanno accettato a Padova, dove ha fatto richiesta. Ha dovuto andare a studiare a
Cosenza. Allora prova a pensare, il tragitto va e viene, dopo è al 4º anno. È un sacrificio per lei, ma grande, anche per i genitori, e anche perché lei dona sangue, non è che sia il suo desiderio di diventare dottoressa. Sta facendo tutti gli esami e va bene, però l'età è dura, perché almeno forse più da vicino a casa avrebbe anche l'aiuto dei genitori, ma purtroppo 4 anni fa ha dovuto accettare il posto dove era libero, diciamo. Le difficoltà, hai fatto bene Rita, grazie della telefonata Rita, fa capire quante cose veramente si dovrebbe fare per cercare anche di intrigare di più questi ragazzi. La telefonata è chiara, eppure c'è questa passione di rimanere dottoressa Bella, questa è la passione. Ecco, quello che diceva Fausta e anche la dottoressa Spolverato vi coinvolge molto. Vi coinvolge perché dovete dare delle risposte. Prima la paura della morte, ma i giovani non hanno paura della morte, bisogna vedere di quale morte si parla, basta vedere gli incidenti stradali, sanno che correndo a 200 all'ora può essere fatale, ma continuano. Ecco, anche ieri abbiamo visto, l'altro ieri. Ecco, cos'è la morte per un giovane, Alessandro? Come la vedete questa parola? Si ha paura solo quando vai all'ospedale oppure quando qualcuno ti dice dona, no, non so come va a finire, sono morto davvero? La dottoressa Spolverato sapesse anche sul fine vita quante domande, ma sono proprio morto o sono ancora? Perché non si sa, pur poi iniziare a parlarne. Prego Alessandro. Io credo che come tutti gli argomenti di questo genere sia una cosa soggettiva, la domanda cos'è la morte è una cosa che interroga l'essere umano in generale e non solo magari una determinata fascia d'età. Poi voglio dire, dipende anche dal vissuto delle persone. Se ci sono magari dei ragazzi, delle ragazze come anche degli uomini, delle donne che hanno vissuto magari dei lutti in famiglia, hanno vissuto la morte magari per dei motivi familiari, per dei motivi amicali, allora potrebbero avere anche una visione diversa rispetto a questo argomento e magari chi ha avuto la fortuna di non dover vivere il lutto potrebbe in qualche modo sottovalutare questo tipo di ragionamento qui, cosa che però poi nel corso della vita si va a ripresentare per ovvi motivi. Quello che però mi sento di dire anche per quanto riguarda la sensibilizzazione è che se comunque non ci fosse il lavoro di queste associazioni i dati sarebbero ancora più allarmanti, quindi è vero che magari bisognerebbe fare di più, però allo stesso tempo quello che c'è serve e veniva detto benissimo prima. Io dico anche, lancio una provocazione, si potrebbe pensare di utilizzare in modo diverso anche i social network, nel senso che è vero che sono oggi un grande limite perché non si comprende quale può essere il perimetro di questi mezzi, perché c'è anche una dipendenza digitale molto diffusa in tantissime fasce della popolazione. Allo stesso tempo però possono avere anche un utilizzo positivo, possono essere un'opportunità. Un'opportunità può essere proprio quella di sensibilizzare rispetto ai temi sanitari. Dottoressa Spolverato, come commenta? Prego. Beh, è importante fare un'adeguata comunicazione, riuscire a farlo rispettando le persone e arrivando a casa delle persone, ma mantenendo un livello scientifico adeguato che non scredita il lavoro dei medici, può avere le sue complessità. È importante quindi che la comunicazione che in qualche maniera possa avvicinare le persone sia una comunicazione adeguata. E poi, come dico spesso, bisogna mettersi in gioco. Anche noi specialisti dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo parlare con le persone, parlare con il territorio, farci conoscere, perché solo così quella paura di cui abbiamo parlato all'inizio in qualche modo può essere sconfitta. Da qui il valore ancora una volta dei giovani che hanno una capacità comunicativa importante e anche delle tecniche, delle modalità comunicative diverse dalle nostre storiche capacità, anche solo per fare riappassionare le persone alla malattia, alla medicina in senso più ampio e anche per suscitare un pochino gli animi nel desiderio di dedicarsi agli altri, che lo sia
come abbiamo detto, con i toni appunto dell'associazionismo, o che lo sia decidendo, come abbiamo sentito la nipote della signora che ci ha telefonato, intraprendendo una professione medica che, come vedete, richiede sacrifici immensi, ma che poi dà soddisfazioni altrettanto immense. Dottoressa Spolverato, eppure di quello che si occupa lei, che è molto importante, lei è direttrice della chirurgia all'Università di Padova, appunto il tumore collo-retto, è una cosa che vediamo anche nei giornali, all'improvviso è esplosa questa cosa, vuol dire che avete dei numeri importanti che cominciano a farvi riflettere, avete paura che questi numeri aumentino, bisogna cercare di fare prevenzione. Quanto importante è la parola prevenzione, però fatta dagli addetti ai lavori? Ecco, lei stamattina ha spiegato benissimo, ad esempio, non abbiate paura, può essere un polipetto, non devi subito pensare che uno ha un dolore pensa subito di morire, oddio ho un tumore, muoio, cioè prima cosa che si abbina, perché siamo cresciuti così, stiamo veramente passando con un cambiamento epocale troppo in fretta, non siamo preparati, non ci hanno insegnato, è da piccoli che ci si deve insegnare dall'alimentazione, però mi sembra che si faccia poco, sono delle maestre poverette a volte che devono fare sport, devono fare tutto. No, noi abbiamo bisogno di professionisti all'interno delle scuole, anche nelle elementari, perché i bambini sono grandi. Noi vediamo quando li intervistiamo cosa dicono, come si esprimono. Una volta non era così, non parlava nessuno. Tu provavi a mettere un microfono, tutti scappavano. Adesso sta là che fanno a gara chi prende il microfono, cosa dice, e sono molto preparati. Guardate a 5-6 anni come riescono a maneggiare questi strumenti infernali che neppure il cinquantenne riesce a fare, magari con i giochini, perché è così, loro apprendono facilmente tutto. Ecco, forse anche qua, e spero che il professor Gerosa faccia questo, aprire di più con professionisti, gente preparata. Non è che la scuola deve fare tutto da sola, la scuola ha bisogno di fare la scuola e altri devono fare altre cose all'interno della scuola. Il ragazzo vuole una scuola diversa, non vuole più la scuola di una volta. Prego, dottoressa Spolverato. Ed è proprio così, noi dobbiamo agire su più livelli, su quella che noi dobbiamo definire prevenzione primaria, quindi andando nelle scuole, andando nelle famiglie, raccontando il valore di un'alimentazione sana, ricca di fibre, di un'attività fisica adeguata, dell'astensione del fumo, come abbiamo già detto. E questo è una prima base, uno zoccolo duro. Dopodiché dobbiamo convincere le persone che la paura non li salverà. E quindi devono accettare il consiglio del medico di famiglia, dello specialista, quando compaiono dei sintomi, anche prima dello screening al quale tutti devono aderire. Dai 50 anni ai 74 anni c'è la possibilità di fare una diagnosi precoce che salva le vite, e poi fare riferimento a specialisti del settore. Noi abbiamo la fortuna, io devo dire che ho la fortuna di aver ereditato 2 anni fa quasi un gruppo di chirurghi, siamo in 14 chirurghi che si occupano principalmente dei tumori del tratto gastrointestinale e considerate che noi qui in chirurgia 3 operiamo 3/4 dei tumori del colon retto che in Veneto vengono visti, e quindi è importante in questo senso che siamo noi stessi a raccontare i segni, i sintomi, a raccontare, ad essere a disposizione delle persone e a prenderci cura sia dei casi più semplici, più lineari, ma soprattutto dei casi più complessi, dei pazienti più fragili, che hanno in sé una complessità maggiore, per cui devono essere riferiti ai centri che effettivamente si occupano prevalentemente di questa patologia. E ultimo tema, il valore delle tecnologie. Io ho la fortuna di lavorare in un gruppo qui in azienda ospedaliera Padova in cui operiamo il 70%, quasi 80% dei tumori in via mini invasiva, e quindi io prevalentemente con il robot, ma anche in laparoscopia, permettendo quindi ai pazienti di stare bene prima. E torniamo al concetto della paura. Se un paziente sa che viene seguito da mani esperte e che nel giro di 5-6 giorni torna a casa sua a fare la sua vita, perché effettivamente le nuove tecnologie, la robotica soprattutto, ci sta permettendo di mettere prima i pazienti in ottime condizioni generali, capaci di alimentarsi da soli, eccetera. Questo permette ovviamente di ridurre il divario tra noi e i pazienti e di dare loro più speranze.
Più chiara di così, Fausta Tocchio, cosa vuoi aggiungere? Io invito tutti i giorni io la dottoressa Spolverato, perché ha spiegato in maniera semplice che forse grazie anche alla robotica, queste operazioni mini invasive, avete sentito, la parascopia, ecco, cose che in 5 giorni vai a casa, togli tutto e sei a posto, fai la tua quotidianità che facevi prima. Fausta, cosa aggiungi? Cosa aggiungo? C'è poco da aggiungere, la chiarezza con cui ha elencato tutta una serie di situazioni e semplicità. Sì, assolutamente. È questo. Devo dire che, e qui sottolineo un aspetto, da quando ci sono più donne, quindi in genere, una serie di problematiche soprattutto di relazione sono decisamente migliorate, perché la capacità al femminile, questo nulla toglie all'esperienza e alle doti, alle capacità della parte maschile, assolutamente, ma è migliorato, assai migliorato, quella che è la relazione nei confronti della parte femminile di queste meravigliose persone che stanno operando nella sanità pubblica e ci raccontano in maniera molto semplice quelli che sono i progressi e quella che è la dimensione veramente reale di quello che si può fare. Per quanto riguarda non c'è nulla da aggiungere, non mi permetterei mai. E che appello vorresti fare questa mattina, Ma Fausta? l'appello è legato al mondo della donazione, alla parola donare, al significato che ha. È difficile pensare di raccontare a una persona che incontriamo e chiedergli: tu sei un propenso alla donazione post mortem, perché bisogna essere chiari che la donazione avviene dopo la morte, perché molti non riescono ad affrontare questo problema. Noi esprimiamo soltanto il nostro pensiero in quel momento. Allora, perché esprimiamo il nostro sì? Perché sappiamo che con quel sì nulla ci viene tolto da un punto di vista reale. Tutto quello che ci appartiene poi si dissolve comunque naturalmente. Quindi se io posso esprimere il mio desiderio eventuale, la mia eventuale fortuna di poter diventare un donatore, di poter ridonare la vita a chi in questo momento sta male, è soltanto una gioia per me. Quindi quel sì è un sì di gioia. Questo deve passare. Non un dolore, ma una gioia. Non dolore. Quando io parlo di Jacopo, io dico che Jacopo è stato fortunato. E Jacopo in qualche modo mi dice: tu sei la mia voce, racconta questa cosa. Perché il fatto che 7 persone abbiano ripreso la loro vita, abbiano ripreso in mano la loro vita e spero che sia la più felice possibile, lo hanno fatto in maniera semplice, perché una persona, un ragazzo di 21 anni, aveva espresso in vita quel sì, aveva detto: sì, è giusto pensare di eventualmente non succederà mai Sì, però donare. bisogna anche dire, Fausta, che tu sei stata una brava mamma, parlavi di queste cose con i tuoi figli, quando pranzavate, cenavate, sì. Tu li mettevi al corrente, ecco qua l'adulto che deve prendere in mano la situazione e capire che bisogna parlare anche di fragilità, accompagnare questi tuoi figli, questi ragazzi ai problemi della vita che possono capitare, ed è capitato, e tu sapevi cosa avrebbe voluto tuo figlio, sì. Perché te l'aveva detto, ma tu le avevi parlato a casa. Allora sì. Io ringrazio, perché devo chiudere, Fausta. Alessandro, come vuoi chiudere, come vuoi salutarci?
Io trovo che tutte le testimonianze di oggi ci comunichino una cosa fondamentale, e cioè che le persone sono importanti se si attivano, se prendono parte alla vita pubblica, diffondono dei messaggi, ed è anche quello che un po' noi come Orizzonti a Padova cerchiamo di fare. Per cui da un lato l'appello ovviamente alla cittadinanza ad attivarsi nel proprio territorio, quindi non solo parlando di temi globali ma anche nel proprio territorio, per cercare di cambiare le cose, perché è con i cittadini che le cose possono cambiare. E poi dalla parte magari della policy, della politica, non fare le cose solo per i cittadini, sui cittadini, ma con i cittadini, insieme ai cittadini, mettere il bene pubblico prima di altri tipi di dinamiche e di interessi. Grazie, grazie Alessandro Diani, Presidente Associazione Giovani Orizzonti. Sentiamo come ci saluta la dottoressa Gaia Spolverato, direttrice chirurgia all'Università di Padova. Prego, dottoressa, come ci saluta? Cosa vuole dire? Quale messaggio? Io vi saluto dicendo che è semplice e gratuito salvarvi la vita. Se avete dei sintomi o avete familiarità per alcuni tumori, parlatene con il vostro medico. Non siete troppo giovani per farvi ascoltare e noi siamo qui ad aiutarvi e a farvi vincere la paura. Grazie veramente, grazie dottoressa Spolverato, buon lavoro, ha detto dei numeri che fanno veramente riflettere, complimenti a tutta l'equipe, a questa squadra meravigliosa che abbiamo anche a Padova, questi ospedali fantastici, che preoccupa molto perché mancano i chirurghi, è vero dottoressa Spolverato che mancano i chirurghi? Almeno lo dicono i presidenti che si occupano di questo, sono un po' preoccupati. Come vede la situazione dottoressa? Sono sicuramente preoccupata per la carenza di giovani che vogliono dedicare la propria vita alla professione chirurgica, ma in questo momento sono molto più preoccupata per la carenza di infermieri, senza i quali non andiamo da nessuna parte. Per cui il mio appello è: dedicatevi a questa professione, che sia medica, professione sanitaria, di ogni genere, perché abbiamo veramente bisogno di voi, altrimenti il sistema non sta in piedi. Grazie dottoressa, ecco, forse aprendo gli ospedali riusciremo ad avere anche più infermieri, questi giovani magari che si intrigheranno non solo come medici ma anche come infermieri. Chissà, bisogna pur provare però, perché se non si prova. Grazie, grazie ai miei ospiti, Fausta Tocchio rimane qui con Mirella, grazie Alessandro Diani. Pubblicità. Ci ha raggiunto la dottoressa Silvia Della Colletta, è una storica, parleremo di volontariato e società, ma parleremo anche dei diversamente giovani, come intrigarli, come farli partecipare agli eventi, alla lettura anche magari. Prego, dottoressa Della Colletta, cosa ci dice questa mattina? Come abbiamo anticipato poco fa, è molto importante raggiungere tutte quelle persone che per varie ragioni non partecipano al sociale. Qualsiasi cosa sociale, sia un'associazione culturale, sia un'associazione sportiva, un aiuto, insomma di aiuto alle persone, eccetera, è molto importante. Come fare a raggiungerle? Io credo che molto possano fare i comuni. I comuni con la diffusione delle informazioni, con il cercare di raccogliere, perché sono una forza, sono un deposito anche di conoscenze. Tutte queste persone hanno lasciato il lavoro oppure non hanno mai lavorato, si sono occupate della famiglia, hanno veramente una ricchezza di esperienze che bisognerebbe tirare fuori, portare fuori, far conoscere. Non solo, ma diciamo che in questo scambio c'è un arricchimento reciproco. Io ho due associazioni, come dicevo prima, una è di storia, quindi il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, ha 44 anni quest'anno, quindi è consolidata, sì, no, non sono sempre stata io presidente, io ci sono però dal 2019, però la storia c'è. E facciamo un sacco di cose, dopo magari abbiamo modo anche di dire qualche titolo, qualcosa di cosa ci occupiamo. L'altra è Vittorio Veneto Ebraica. Vittorio Veneto ha una storia di 400 anni di una piccola comunità ebraica, ad esempio, che ha dato un grande contributo alla città.
e non solo alla città, perché abbiamo avuto personaggi di altissimo prestigio e rilievo. Ecco. È una storia, ecco, questa direi che è talmente particolare che incuriosisce. Non c'è persona a Vittorio Veneto, se lei così chiede ai passanti, che non sappia dov'è il ghetto, dov'era il ghetto. Ecco, magari scambiano il ghetto per un edificio del ghetto, che è il magazzino dei cereali di un certo Giacobbe Conejan, ma è importante. Poi, sa, in questa associazione facciamo il giorno della memoria, è vicino, quindi stiamo già preparando 2 eventi, poi facciamo la giornata europea della cultura ebraica e da noi vengono persone curiose, persone che voglio conoscere di più. Chi sono queste persone curiose? E i giovani sono intrigati? Poco. Poco, e i giovani purtroppo si affidano solo al telefonino, a internet, eccetera, così alle volte bisogna stare anche attenti su Wikipedia, perché uno fa una ricerca ma non è aggiornata. Quindi la risposta che ha è parziale o addirittura superata. Eppure, dottoressa, io ho avuto diversi istituti scolastici con i loro rappresentanti, sia professori che studenti, e soprattutto questi percorsi di studio, non gite turistiche, percorsi di studio nei luoghi dove sono avvenute queste tragedie immani, l'intriga. Sì. Loro mi hanno scritto, io ho voluto che loro mi scrivessero i messaggini, sì, un pensiero, e sono tutti pensieri toccanti, scritti malissimo perché indecifrabili, perché hanno una scrittura che è terribile. Pochissimi sono riuscita a capire bene cosa erano scritto, però vedevi che in quel momento, ecco qua, che sono stati intrigati è perché hanno vissuto il momento. Forse dobbiamo intrigarli con qualcosa, perché capito. Loro devono essere intrigati, devono vivere la situazione, sì, non devono subirla, che è diverso. E queste cose li intrigano. Il problema è che non si fa più. Quante gite scolastiche vediamo, magari una volta con la maestra che ti portava in primavera a vedere, non so, il fiume Piave. Non si fa più perché c'è la burocrazia. Ecco, bisogna impegnare soldi. Allora, quando non vogliono fare qualcosa, la prima cosa dicono c'è la burocrazia e c'è la fase economica. Ma non è vero che è così. È perché ti devi mettere in prima linea, in primo piano, e questo comincia, ecco, a infastidire qualcuno, perché anche no. Prego. Noi con le scuole abbiamo lavorato. Più anni fa che nell'ultimo anno, però abbiamo lavorato. Allora, per quanto riguarda Vittorio Veneto Ebraica, abbiamo fatto ad esempio delle visite guidate nella zona dell'ex ghetto, raccontando la storia di quello che è stato, insomma, 400 anni. Hanno partecipato questi Benissimo, e le dirò di più anche. Dall'anno successivo si sono ripetute negli anni tutta una serie di visite guidate dove abbiamo istruito i ragazzi più grandi che hanno fatto da guida ai ragazzi più piccoli. Quindi io dico, quelli si ricorderanno per sempre. Certo. Quello che hanno studiato, quello che hanno visto, eccetera. Io ho partecipato quindi da spettatrice, perché gli avevamo dato tutto il materiale, poi gli insegnanti si sono attivati per costruire questo percorso, ma è andata benissimo. Ma perché allora non si inizia a fare questi percorsi? I più grandi, una volta, che insegnano ai più piccoli. Io adesso non so, ma l'ho detto, per carità, ho tutto il rispetto che ho per le cooperative, ma mi sa che non va mica tanto bene. Forse dobbiamo iniziare a fare un passo a lato, capire che giovani abbiamo nel territorio, perché abbiamo dei grandi professionisti anche, sì, e sono molto preparati e sono giovani, come ha detto prima la dottoressa Spolverato. Io mi reputo giovane, vorrei partecipare anch'io con questo mondo, ma non si fa, perché noi siamo abituati a stare nella cattedra e loro devono ascoltare la lezione. Non è che forse dobbiamo cambiare i ruoli, Fausta, cosa di farli sedere loro nella cattedra? Non sono più spettatori. Esatto. Devono essere i protagonisti, perché la società sta invecchiando, quindi abbiamo già una situazione critica da quel punto di vista.
e i giovani sono sempre meno. Se noi questi giovani diciamo ci dovete ascoltare, punto, facciamo... Si annoiano. Proprio se ne vanno. No, l'ascolto viene completamente a cadere, non ci sarà mai più. Dobbiamo dare loro gli spazi giusti, dobbiamo sollecitare. Ecco, il nostro ruolo deve essere molto marginale da un punto di vista fisico proprio, stare a margine e spingerli a diventare i protagonisti della società, della loro vita, del fare quotidiano. E è chiaro che non sono abituati, tu prima dicevi una cosa, no? Come ci comportiamo con i nostri figli, se passano certe cose i nostri figli, i nostri ragazzi cresceranno in un certo modo, se quelle cose vengono taciute, anche le cose più difficili, si parlava di donazione, quindi abbiamo affrontato quell'argomento. Io non ricordo come affrontai con i miei figli l'argomento, fu molto normale. Ecco, il non ricordare vuol dire che non fu qualcosa di particolare, da sottolineare, eccetera. Se ne parlò, punto, se ne parlò in maniera serena e quindi di conseguenza poi le loro convinzioni e il loro pensiero andò in quel senso positivo. E quindi questi ragazzi hanno bisogno veramente che noi li accompagniamo, rimanendo molto defilati. Non è facile, non è facile perché la tendenza è quella di essere protagonisti. Io so. Magari loro sanno un po' meno, però hanno un vantaggio che fra di loro riescono a relazionarsi, cosa che noi abbiamo qualche difficoltà a mettere in atto. Vero. Andiamo a vedere anche questa foto delle locandine che ha portato la dottoressa Silvia Della Colletta per capire anche cosa fa. Qui cosa stiamo vedendo? Prego, dottoressa. Ecco, il 13 di febbraio cade il giorno del ricordo, in realtà cade il 10, ma noi abbiamo sempre il secondo venerdì del mese. Questa è l'altra associazione, quella di storie, vede c'è scritto Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Allora, è uno degli appuntamenti dell'anno, come il giorno della memoria, il 25 aprile, insomma sono accadute delle cose che bisogna ricordare perché non accadano più. Qui c'è stato un grande esodo, insomma la storia è lunga. Allora, questo giorno del ricordo serve appunto a ricordare tutto questo. Noi però cosa facciamo? Non facciamo solamente, l'evento che è stato, cioè non ricordiamo solo il dramma, quello è sottinteso. Noi facciamo una pagina di storia e cultura istriano-fiumano-dalmata. È diverso? È diverso, però ecco, questo incuriosisce, abbiamo la sala piena, piace. Ecco, questa volta ospiteremo una professoressa, lei era biologa all'Università di Trieste, ha sposato un uomo di Lussino, ecco, e ricostruiremo i famosi cantieri navali di Lussino. E quindi invito chi è di Vittorio, ma anche chi ha semplicemente voglia di passare un'ora e mezza in compagnia di questa professoressa, che farà vedere le cose anche molto interessanti, ricostruirà appunto questa parte di storia. Ecco, lei tra l'altro, questa professoressa anche è stata talmente in gamba che le hanno dato la cittadinanza onoraria di Lussino, pur non essendo lei di Lussino. Un riconoscimento importante. Un riconoscimento importante, e quella era una delle due locandine, poi magari... Certo. Dottoressa, come sta vivendo questa guerra terribile di Israele, Gaza, adesso c'è anche l'Iran che spaventa molto. Ecco, la storia è storia. Mi sembra che non riusciamo a capire l'importanza che ha lasciato la storia, i segnali, i percorsi che avremmo dovuto e dovremmo fare tutti quanti assieme, perché il mondo non è di nessuno, è di tutti, c'è un unico cielo, non è che il cielo sia diviso a pezzi, qualcuno ha cercato e sta cercando di dividerlo a pezzi,
Eppure i giovani sono molto ottimisti, in questo do ragione a Fausta, loro credono nel futuro, loro pensano, ecco, di migliorare perché sono molto vicini all'ambiente, sono molto vicini alle associazioni che si occupano di animali, li troviamo più là che su altre associazioni, perciò dimostrano una certa sensibilità. Quando ci sono le guerre sono i primi a partire, sono loro che partono, io non vedo diversamente giovani su queste navi che partono o su queste manifestazioni nelle piazze. Poi qualcuno può criticare, non è il modo giusto, uno fa le proprie riflessioni, ma sono loro però, sono loro che scendono anche per i meno giovani, che ci mettono la faccia, sono loro che stanno morendo anche in Iran per cambiare le sorti del loro paese. Questa donna che se sbaglia a mettere il foulard, lo mette un po' storto, viene uccisa. Impiccata. Loro non ce la fanno più. Stanno esplodendo perché sono molto più avanti e capiscono l'importanza della libertà, della democrazia. Prego, dottor. Sono due fronti diversi. Per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, vorrei ricordare una cosa. Sono state perse delle occasioni. Nel 1947 l'agenzia dell'ONU aveva prospettato 2 stati. Israele ha accettato, i palestinesi no, perché voleva dire riconoscere lo Stato di Israele. Ecco, però tu sai che se non ti riconosci prima o poi il conflitto arriva. Poi la stessa cosa è stata ripetuta negli anni, ci sono state varie occasioni, c'è stata quella di Clinton, ad esempio, se vi ricordate, quando ha messo insieme, insomma c'era Arafat a quella famosa conferenza a Washington, dove aveva proposto che avrebbero avuto, se avessero accettato la pace, il 97% dei territori. Stiamo parlando della quasi totalità dei territori, sia di Gaza che della Cisgiordania, insomma, ecco, quindi così. E lì Arafat ha rifiutato. Raccontano che uscendo Arafat abbia detto a Clinton lei è un grande presidente, e lui le ha risposto no, io sono uno stupido grazie a lei. È un'occasione perduta, un'occasione alla quale avevano lavorato le diplomazie internazionali. Ancora una volta bisognava, in questa pace avrebbero dovuto riconoscere lo Stato di Israele, e questo non lo vogliono fare. E quindi questo è un dato di fatto. La pace si fa in 2. Io nei vari viaggi che ho fatto in Israele siamo stati anche al centro Rabin per la pace. Rabin ha lavorato tantissimo per la pace, ma nemmeno lui è riuscito a fare molto. Questo centro le raccontano le centinaia di progetti che vengono fatti da Israele indirizzati alla pace, quindi sono progetti di ogni tipo, dalle scuole alla sanità, all'istruzione, tutto. Eppure quando lei sente queste cose dice ma com'è che noi non ne veniamo a conoscenza? Le rispondono noi lo sappiamo e siamo in grado di dimostrarlo. Ecco, però io dico sempre ma ditele queste cose, perché fatele sapere al mondo. Non è, e questa è una dottoressa, delle, che forse quello che manca è il dialogo. Cioè tutti quanti cerchiamo di risolvere i problemi che poi alla fine si risolvono col dialogo, attorno ad un tavolo, perché alla fine succede quello, alla fine però delle tragedie. Io mi ricordo anche quando la Russia, Putin, voleva entrare nell'ONU con Clinton, nella NATO, e non gli è stato permesso, non voleva. Prima si parlava di Clinton. Forse si fa fatica a capire che allargando forse riesci anche poi a evitare le tragedie, chiudendoti prima o dopo la paghi, perché qualcuno alza l'asticella e quando l'asticella è superata non ce n'è per nessuno. È vero. Allora io sono dell'idea che non è che non si voglia il dialogo, è che il dialogo ti porta a fermarti. Tu devi stare
nel tuo orizzonte, prima parlavamo di orizzonte, al tuo posto, tutti assieme cresceremo. No, devo crescere solo io, devo aumentare sempre di più questa potenza. Basta vedere nei paesi del terzo mondo perché non c'è acqua, perché non c'è grano, perché non vogliono, perché il sottosuolo è ricchissimo. Se io metto l'acqua e semino il grano, non posso più prendere le pietre preziose e questi beni meravigliosi che hanno questi territori. Però io sono convinta, come ha detto quella giovane studente che ho avuto ospite, che prima o poi il giovane arriverà con gran fatica, come diceva Papa Francesco. Troverete tanti paletti, però andate avanti, cercate veramente di superare questi paletti, di vincere e di far capire che veramente voi ci siete. Ecco, Fausta, tu cosa dici? Ecco, lasciare veramente spazio al dialogo, ecco, questo dialogo che manca anche tra di noi, l'abbiamo detto prima. Invece di aprirci ci siamo chiusi. È l'apariziano che è l'unica forma civile di possibile convivenza, non c'è altro. Io di fronte a quello che è lo sfacelo dell'umanità, perché non siamo più umani, perché certe cose sono inaccettabili, umanamente inaccettabili. Quindi non mi interessa politicamente, cioè veramente lo metto da parte. Certo. È tutto quello che avviene in virtù di torto o ragione, di ragione o torto. Ma questo significa il massacro? L'annientamento dell'umanità, l'essere umano. Non siamo più umani, siamo delle macchine, siamo degli strumenti. Questo che è allucinante, dei numeri. Non c'è più niente. Non c'è umanità. Questo che cioè, è un massacro per l'anima, credo, questo. Quindi non mi interessa sapere chi ha torto e chi ha ragione. Non mi interessa più. Andrea, mi mandi, vi dico alla regia la foto del bambino Posso in spiaggia, per piacere. Dire torto, ragione all'uno o all'altro. No. Quello che mi interessa è che ci sono. C'è una marea, ecco, c'è una marea di vittime, grandi, piccini, nati e non nati. Questa foto che vediamo, Fausta, e lo dico anche alla dottoressa, ci siamo dimenticati di questa foto. È contro questa, no? Ci siamo dimenticati di questo, perché è un numero, come hai detto tu, è un numero che passa, però questo bambino continua a esserci tutti i giorni, lui rappresenta tanti bambini, questo è il bambino che non vogliamo. Ecco, che non lasciamo lo spazio che meriterebbe. Lui ha cercato di trovare col suo papà un mondo diverso, un mondo che lo accogliesse. Ecco qua l'accoglienza, il rispetto della persona. Questo dovrebbe far riflettere a quelle persone che ancora si ostinano a non capire l'importanza, dottoressa, della parola accoglienza, aiuto. Ecco, Gesù Cristo sembra che Papa Francesco l'abbia detto. Ecco, Gesù che andava con Maria e Giuseppe a cercare accoglienza, ecco, eppure questo bambino continua a esserci tutti i giorni, ognuno passa il cerino, è colpa tua, ma sono loro che muoiono però, non sono i grandi della terra, loro sono seduti a questi tavoli importanti, ma sono loro che muoiono, diversamente giovani, fragili, che non possono scappare. Cosa dice, dottor? Forse dobbiamo anche cambiare un po'? Sì, cambiare un po'. Questo mi fa pensare, mi porta per esempio alla tragedia che stanno vivendo i giovani, soprattutto in Iran. La fermo un secondo perché purtroppo non riusciamo ad avere il collegamento con immagini di Mina Welby, ma ce l'abbiamo al telefono, co-presidente associazione Luca Coscioni, perciò non parliamo di sicuro con l'ultima della classe in merito a fine vita. Buongiorno Mina, come sta? Buongiorno, non troppo bene, insomma, mi dispiace, è un pochino anche Mina. la vecchiaia che gioca. Senta Mina, come vede la situazione? Qui stiamo parlando di accoglienza, di rispetto, di dialogo. Sì. Ecco, cosa ci dice? Come la vede questo 2026 che si apre con la parola, invece che una parola io vedo un punto di domanda, però speranza. Prego Mina.
Allora, io non voglio togliere assolutamente speranze, anzi voglio portare speranza, perché noi di solito non parliamo delle cose cattive che vengono fatte, ma facciamo qualche cosa di buono perché almeno quelle persone che soffrono possano migliorare e avere qualche consolazione prima di morire. Ecco, allora io parlo adesso prima di tutto di una cosa su Holostem, cioè quello vuol dire è una cura per bambini, dove un bambino farfalla è riuscito ad essere salvato, dove hanno cambiato tutta la pelle della superficie della sua persona, perché senza pelle noi moriamo, perché è la pelle che respira. Ecco, questa è una cosa, e non è rimasto solo lì, ma il nostro copresidente dell'associazione Luca Coscioni di Modena, Michele De Luca, ha studiato ancora su questa cosa, e con HoloClaire lui riesce ed è riuscito attraverso gli anni a dare la vista a molte persone che altrimenti sarebbero diventati ciechi. Quindi questa è una buona notizia che io voglio dare. E adesso voglio continuare con un'altra buona notizia, perché so che c'è poco tempo, mi sembra, vero? Sì. Quanti minuti c'ho? Lei parli, poi vediamo, prego. Ok, allora io voglio parlare delle cure palliative. Palliativo non vuol dire che non serve a nulla, cioè un pallium è un mantello, il mantello che ha dato San Martino al povero, che poi in questa maniera si è coperto e non è dovuto morire di freddo. Ecco, noi lavoriamo anche su queste cose, e in modo particolare sulle cure palliative. Noi siamo qui che vogliamo dire alle persone: le cure palliative non sono una cura che non serve a nulla, ma sono sostegno per la vita delle persone. Ecco, dunque la malattia di base di solito è caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione, e diventa sempre più cattiva la prognosi, e diventa sempre più infausta, e la persona diventa sempre più vicina al morire e si sente veramente disperata. Le cure dedicate alle persone con malattie inguaribili in fase avanzata ed evolutiva, che recano supporto e sollievo alle famiglie, non solo per gli adulti, ma anche nei minori, ai bambini e a tutte le persone che stanno accanto al malato. Quindi la terapia del dolore deve incominciare già quando c'è una cattiva diagnosi di una malattia molto grave. Molto chiaro, Mina, non ce la faccio più, purtroppo mi dispiace, ma la inviterò ancora, magari cercheremo di fare questo collegamento, perché sono cose veramente, ecco, qui ci vorrebbe un referendum sul fine vita, ecco, anche sulle cure palliative, allora, ecco, altro che andare con la giustizia che non capiamo niente, sono già litigano tra di loro, pensate noi che dobbiamo votare. Grazie Mina, grazie, ci sentiamo presto, grazie di essere stata con noi anche solo telefonicamente. Allora, dottoressa, come ci saluta, cosa vuole dire? Allora, innanzitutto invitiamo per il primo appuntamento con l'altra associazione. Rivediamo le locandine per cortesia, grazie. Invitiamo il domenica 18, anticipiamo, dove proietteremo un film che viene commentato prima, adesso non è questa locandina, adesso la sarà mandiamo, la prossima, sì. Scusi, dov'è l'West? Uno dice: ma come? Parli di West, il giorno della memoria? Sì, è il viaggio di un rabbino che dalla Polonia deve raggiungere San Francisco, e gliene succedono di tutti i colori, ma lui resta
rabbino. Quindi ci sono delle parti del film dove lui prega, dove lui cerca la sua Torah, che è il rotolo della legge che si porta gelosamente dietro, eccetera. Quindi ci sarà una persona, diciamo un esperto di Milano, che ci racconta queste parti, diciamo, che spiega alle persone questa parte del film, e poi c'è il film. I personaggi sono importanti, Gene Wilder e Harrison Ford. Ecco, questo è il primo. Poi faremo un secondo appuntamento il pomeriggio del 27 a Vittorio Veneto, sempre, dove faremo lettura di brani di poesie di ebrei, soprattutto dai campi di sterminio poi sono, e anche dal campo di detenzione di Bolzano, dove venivano raccolti per poi essere inviati nei campi di sterminio. E poi ci sarò io che parlo un po' delle origini del nostro famosissimo Lorenzo da Ponte, alias Emanuele Coneyan, perché nasce ebreo e viene il padre, tutta la famiglia si convertono quando lui era ragazzino, 13-14 anni, ecco. E quindi racconto delle sue origini, e poi ci sarà una musicologa che invece parlerà dell'ultima parte di Lorenzo da Ponte, quindi a New York. Perciò tutti quanti a vedere questi importanti convegni, perché sono veramente delle cose che devono far riflettere, perciò partecipate. Fausta Tocchio, come ci saluti? 1 minuto, 2 per salutarci? Un sorriso da scambiarci fra tutti. Che non deve mancare mai. Esatto, non deve mancare mai. Diamoci la mano, ma la mano non solo fisicamente, anche intellettualmente, mi piace dire. E soprattutto non chiudiamo la porta a nessuno. Parliamo, relazioniamoci e cerchiamo di affrontare i problemi. Forse li risolveremo, forse se ne parliamo magari un pochino alla volta si potranno risolvere. Su quello che ha detto Minna Welby sei d'accordo? Sì, sì. Seguo l'associazione Luca Coscioni da molto tempo ormai, e c'è un grande trasporto umano. Ecco, ritorna la parola umanità, e questo è molto importante. Poi ogni situazione ha una sua dinamica, ha una sua realtà e viene affrontata in maniera molto... Non ti sembra che se ne parli poco, Fausta? Sì, fa paura. Volutamente? Fa paura. Fa paura. L'autodeterminazione fa paura, comunque. Questo... Se se ne parla poco, si conosce poco e non si affronta il problema. Questo invece dobbiamo dirlo, che qualcuno deve decidere di parlare, perché ormai il tema è talmente scottante e talmente toccante. Ecco, sentiamo le persone che devono andare su altri stati perché hanno deciso di dire basta. È un po' come decidere, io decido oggi con un sì, che nel caso fosse necessario vorrei essere un donatore. Sì. Lo decido prima, lo decido oggi, ma lo decido io, nessun altro può decidere al di fuori di me, a meno che io abbia taciuto in vita e quindi i miei familiari. Della mia vita dispongo io. Però della mia vita dispongo io, anche in questo caso deve essere rispettato. Grazie, grazie alle mie ospiti, veramente grazie. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Siamo a Treviso, prima periferia, non diciamo il paese perché tanto non vale la pena. Io ho già parlato col sindaco, non si muove paglia. Andiamo a trovare una persona con grandi problemi di salute che non ha un centesimo in tasca. Noi l'abbiamo già aiutato, ma dobbiamo ancora a cercare di sostenerlo, perché è una persona che ha veramente bisogno. Andiamo. Come avete visto, voi lo conoscete perché è già venuto nella nostra televisione, mi ha chiamato, ha detto: io sono disperato Mirella, non ho più un centesimo, sono al freddo, non ho le bollette da pagare perché a ritratti, cosa faccio? Io avevo chiesto al sindaco, non facciamo nomi perché tutti sono in campagna elettorale
e il sociale non può essere abbinato a una campagna elettorale. Io ho molto rispetto per le persone che noi cerchiamo di aiutare e mi aveva assicurato che si sarebbe mosso, qualcosa arriva, non dico di no, però soldi non ne arriva. Adesso lui deve fare l'ISEE, il nuovo ISEE, perciò ci vuole tempo, poi appunto queste domande verranno inoltrate e ci vuole tempo e lui tempo non ne ha, non può aspettare, non può stare al freddo e deve curarsi perché ha grossi problemi di salute. Allora Antonello, te me gacciamà dicendo Mirella son disperata. Allora mercoledì abbiamo portato a borsa della spesa perché guardate in che stati che non puoi camminare, non puoi fare niente. Cosa sei che te vuol dire? Che ho bisogno di un aiuto, mi basta riesco anche che mi dasse anche un lavoro in comune da qualche parte, in modo da potermi tirare fuori da questa situazione, perché fino al 2015 non avevo bisogno di nessuno, mi sono sempre arrangiato a fare tutto quanto, e ancora adesso, sebbene ho 2 stampee, una gamba che non funziona, diabete e il catetere della prostata, mi arrangio a farmi tutti i mestieri a casa, perché mi faccio il letto, mi faccio il bucato, mi tengo Ma perché te gacciamà Mirella un'altra volta? Perché ho bisogno veramente di un aiuto di tutto quanto. Ho bollette da pagare, ho l'affitto in arretrato da pagare, l'acqua da pagare, tutto quanto da pagare. Io devo pagare le cose se non voglio essere buttato fuori di casa. Io ho chiesto un aiuto sociale, però finché non presento l'ISEE nuovo, soldi non ne danno, non me ne danno. E reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza sono 156 euro. Però anche quello, se non viene fatto entro la fine del mese, viene bloccato sempre per la questione dell'ISEE. Ti decidio dirmi che te dà un reddito di cittadinanza di 156 euro. Sì. Allora mi te ridomando e te fa sta domanda anche se mi assosà. Perché te dà così poco di reddito di cittadinanza? Perché se è un motivo, qual è il motivo? Il motivo è che l'INPS si è basata sui redditi del 2017. Allora io nel 2017, essendo disoccupato, prendevo la NASPI per 6 mesi. Spiega cos'è la NASPI? La NASPI sarebbe come si può dire, la disoccupazione che una volta era chiamata disoccupazione, adesso viene chiamata NASPI. Questa NASPI ha contribuito nell'aumentare il reddito dell'ISEE che viene presentato. C'è sempre un motivo, capite, perché quando i redditi di cittadinanza sono bassi, perché c'è un'entrata che giustamente, come spiegava Antonello, si riferisce a anni passati, però nell'anno che adesso siamo nel 2020 Antonello non ha più e ha dei grossi problemi, soprattutto grossi problemi di salute. Antonello ha fatto vedere la foto di quando era piccolo con suo fratello non c'è più e Antonello è completamente solo, non ha più nessuno. Cosa vuoi dire, Antonello? Cosa vuol dire essere solo? Vuol dire tante robe, vuol dire quando entrare in casa non sentire più la voce di qualcuno che parla, che grida, che tutto quanto. Senti solo il silenzio completo in questa casa. Silenzio completo. Io l'unica amicizia che ho, cioè l'unica roba che ho sono i miei 4 gatti, che loro sono la mia compagnia. Loro per me sono tutto qua. Allora, questo è l'assegno da grande famiglia. Grazie mille, grazie. Speriamo che riusciamo a pagare queste boete, perché scommisci i ritratti proprio non ne veniamo più fuori. No, non ne vengo più fuori perché mi sono... Cosa è che ti vuol dire questa grande famiglia che ancora una volta ha venuto in aiuto e in soccorso? Grazie mille, io non so come ringraziare, sei le uniche persone da cui ho un aiuto. Da altri e come che vedevo anche 4 gattini che è la mia compagnia, e per l'aiuto da loro ho l'EMPA. L'EMPA mi porta sacchi di mangiare per tenermi i gatti a casa. Ecco, guarda che onesto, che se tanto per far capire che il mangiare che avevi visto dei gatti non sei che ci compra io porto l'EMPA, questa associazione importante che aiuta gli animali anche a fare compagnia a questi uomini. C'è una pulizia incredibile, guardate, pulitissimo l'appartamento, è dignitoso, per lui va benissimo, però bisogna sostenere queste persone, i nostri veneti, i nostri uomini, ok? Che ha bisogno di aiuto. Aspetta che gira, adesso che c'è la campagna elettorale, e ora cosa fai? Se non arriviamo noi altri, tutti dicono sto reddito cittadinanza, e qua avevo visto che cosa arriva, dopo arriviamo anche noi altri, se no cosa arriveria? Questi soldi verranno monitorati naturalmente, come abbiamo fatto l'altra volta, ed è stato bravissimo, proprio i servizi sociali lui ha portato tutti i documenti. Allora, cosa farà tu come prima roba?
comincio subito a pagare i bolletti in arretrato.